Allora do inizio a questo incontro, do buongiorno a tutti e do il benvenuto a tutti e ringrazio di questa presenza che vedo, di questa partecipazione piuttosto corposa. Mi presento, io sono Aldo Savoia, sono un medico e dirigo il servizio igiene, alimenti e nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. Allora vediamo adesso di condividere lo schermo. Benissimo, allora benvenuti, dicevo, a questo incontro virtuale, che finalmente siamo riusciti a organizzare e avremmo voluto naturalmente condividerlo in presenza per ritornare a un confronto più diretto, ma comunque forse grazie a queste tecnologie che usiamo ormai comunemente, quotidianamente, riusciamo a raggiungere anche oggi appunto questa partecipazione importante, ci fa molto piacere, quindi raggiungere e coinvolgere più operatori, anche stakeholder, no? Quindi sarà magari meno empatico e di questa scarsa empatia, devo dire che in questi 2 anni, quasi 2 anni e mezzo, abbiamo molto sofferto, no? E di questa mancanza anche di socialità, però almeno ecco un altro aspetto positivo, l'altra faccia diciamo della medaglia è che come incontro sarà quantomeno più ecologico e a minore impatto ambientale. Ecco, allora, perché queste linee guida? Innanzitutto, no? Sono intanto da dire che sono pronte da 1 anno più o meno, con Giulio Barocco le avevamo già presentate a un convegno della SITI, Società Italiana di Igiene, l'anno scorso. Eccolo qua, questo convegno. Ma tra un'ondata pandemica e l'altra non ci è stato possibile organizzare queste attività che peraltro avrebbero dovuto trovare il giusto spazio, no? Questi temi sono comunque temi importanti per i dipartimenti di prevenzione e per la Direzione Centrale Salute. Però c'è da dire anche qua, il rovescio della medaglia è che questo rinvio ci permetterà di iniziare a condividere e socializzare con le prime esperienze di applicazione sul campo di queste linee guida e quindi capire un po' se queste linee guida hanno un senso, che tipo di ricadute possono avere e se il lavoro svolto quindi ha almeno in parte centrato il suo obiettivo originario. Bene, cercando di perdere meno tempo possibile, andrei subito a presentare la giornata. Per l'organizzazione di questa giornata, oltre a INSIEL, ringrazio in particolare i colleghi della Direzione Centrale Salute, il dottor Barocco e la dottoressa Zimarelli. E un saluto e un grazie affettuoso alla dottoressa Del Fabbro, segretario generale di Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia, sempre presente in queste nostre attività che condividiamo da molti anni. Quindi andrei a presentare il programma, come avete visto. Io seguirei la scaletta, per cui darei la parola tra poco al presidente ANCI del Friuli Venezia Giulia, e così come poi al presidente Federsanità ANCI e poi al dottor Manlio Palei per i saluti istituzionali. Poi farò io un breve intervento così che riguarderò il contesto nel quale si sono state strutturate e sviluppate queste linee guida, con brevemente richiamati gli obiettivi, passando poi la parola, mi sembra che c'è stato un cambio, no? Per motivi di impegni dei relatori, al dottor Zanelli e alla dottoressa Forgiarini per il primo passo. Ci racconteranno un po' gli aspetti riguardanti il primo passo dell'applicazione di questi contenuti, per poi andare su aspetti di dettaglio, diciamo tecnico, con un commento della dottoressa Fichera dell'Agenzia regionale di coordinamento per la salute di ARCS e del dottor Trevisi del comune di Udine sui documenti di gara. E poi una parte che riguarda gli aspetti di contenuto, diciamo, tecnico, anche qui specifico, forse più della sanità naturalmente, al dottor Barocco, che è una posizione organizzativa del SIAN di Asuggi.
La parte poi finale riguarderà un originale intervento, direi, riguardante la piattaforma regionale georeferenziata delle imprese agricole e alimentari del dottor Giorgiutti e del dottor Rovere. Il dottor Giorgiutti, direttore del servizio valorizzazione e qualità della produzione della direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, e il dottor Rovere, direttore di AgriFood Friuli Venezia Giulia. Ecco, allora, quindi prima di riprendere la mia parte che delinea brevemente, come vi dicevo, la cornice entro cui ci siamo mossi, lascio la parola agli interventi quindi del dottor Dorino Favot, presidente ANCI Friuli Venezia Giulia. Innanzitutto un buongiorno a tutti e soprattutto un cordiale saluto come presidente di ANCI Friuli Venezia Giulia, lo voglio fare a tutti perché oggi si parlerà di un lavoro, è stato fatto un lavoro importante di predisposizione di queste linee guida e che va a regolamentare in maniera precisa quello che è un aspetto molto delicato, che è quello della ristorazione con gli affidamenti che vengono fatti all'esterno dei vari enti coinvolti. Ovviamente questo documento innanzitutto è una garanzia di qualità, perché sappiamo che molto spesso gli utenti ai quali si fa riferimento sono utenti che hanno delle caratteristiche particolari. Mi viene in mente ad esempio gli alunni delle scuole piuttosto che gli anziani delle case di riposo e via discorrendo. Quindi la delicatezza, come dicevo prima, e la garanzia di qualità sui quali bisogna porre la massima attenzione, credo che abbiano colto nel segno i lavori che sono stati fatti per portare a termine questo importantissimo documento. E quindi devo ringraziare tutti i soggetti coinvolti e tutti i presenti per il grande lavoro che è stato svolto, e come ANCI ci sentiamo veramente di così condividere questo risultato, che è un risultato che va ad essere un vero e proprio strumento di lavoro che va a aiutare in maniera importantissima i vari enti a tenere la barra dritta su tutta una serie di caratteristiche, di elementi che sono fondamentali appunto per questo tipo di servizi che vengono, diciamo, posti all'attenzione. Il lavoro è stato complesso ma nello stesso tempo importante e credo che consenta poi a tutti gli enti di lavorare in una maniera, diciamo così, tranquilla, sotto tanti punti di vista per il mantenimento degli standard necessari. Mi riferisco in modo particolare per la parte tecnica, perché poi è vero che le amministrazioni danno delle indicazioni di carattere di indirizzo, chiamiamolo così, politico-amministrativo, però poi sono i tecnici che lavorano in maniera particolare a queste attività. E devo dire che questo documento tornerà molto utile e addirittura sarà No, io in fondamentale teoria sono qui che sto facendo una sia per cosa la con parte l'installazione riferita agli praticamente. aspetti Cioè, delle gare, quindi tutto quello che riguarda la valutazione delle offerte tecniche da un lato, ma anche, devo dire, per la parte relativa all'esecuzione dei contratti, che secondo me in questo periodo sta diventando sempre più importante, e quindi da un lato se le gare vengono condotte in maniera precisa e puntuale, possono dare anche queste procedure dei frutti che tornano utili anche per la parte dell'esecuzione del contratto. Quindi tutta la fase della predisposizione delle gare, la fase della conduzione della gara fino all'aggiudicazione e anche all'esecuzione contrattuale, credo che documento come questo possa essere un vero e proprio riferimento necessario e puntuale per tutte quelle che poi sono le stazioni appaltanti. Quindi a titolo proprio personale, ma anche di ANCI Friuli Venezia Giulia, ringrazio veramente di cuore per il lavoro che è stato fatto, per il lavoro di squadra e per l'impegno che ci ha messo tutti quanti i tecnici. Auguro a tutti ovviamente un buon lavoro. Grazie. Bene, grazie Presidente.
direi di passare subito al presidente di Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia la parola. Grazie, grazie dottor Savoia, grazie a te, grazie a tutti gli organizzatori. E io attivo e mi compare il microfonino verde. Vediamo se in questo questo è il bello della diretta, perché si sovrappongono le voci dei relatori. Attendiamo un secondo che la collega Fichera finisce. Il microfonino verde. Ecco, vai, dottor Napoli. Vado, perfetto. Allora, intanto grazie di aver coinvolto Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia, come spiegava poc'anzi anche il presidente dell'ANCI, è motivo di grande soddisfazione. Lo è per l'ANCI, figuratevi per Federsanità ANCI, che ha cominciato con voi a lavorare esattamente 10 anni fa. Io ricordo le prime riunioni fatte nell'assessorato all'agricoltura, quella volta si chiamava così, a Udine, in cui la dottoressa Del Fabbro, un po' la nostra struttura, si è sempre adoperata per cercare di, come dire, di rendere di interesse generale una questione che sembrava quasi, come dire, riservata agli addetti ai lavori. Ecco, cominciamo col dire che la cosa più rilevante di questo lavoro, oltre che la qualità dei contenuti, che è frutto evidentemente di tutti voi, di tutti coloro i quali ci hanno messo le mani e lo hanno costruito in maniera paziente, è quello di aver trasformato questo documento in un documento di servizio per le nostre amministrazioni, e non solo per le amministrazioni quelle più come dire, conosciute, la regione, i comuni, ma pensate alla miriade di piccole strutture. Federsanità associa praticamente tutte le case di riposo pubbliche, quasi tutte direi, che sono case di riposo sia ASP sia case di riposo comunali, e questo tipo di documentazione è sicuramente qualcosa che può e deve servire alle nostre strutture. Ma direi anche, lo citava poc'anzi anche Dorino Favot, pensate a tutte le strutture didattiche, scolastiche. Direi, guardate, lo dico con un pizzico di supponenza, che questo documento ci viene in qualche maniera osservato, e non dico invidiato, perché sennò rischiamo di essere autoincensanti, ci viene osservato con grande attenzione e molto rispetto anche dalle altre regioni italiane. Lo so perché ricoprendo una funzione nazionale per Federsanità mi confronto con i colleghi, e quando parliamo di queste cose credo che obiettivamente bisogna riconoscere che stiamo andando, come dire, avanti. Stiamo andando avanti in maniera ordinata e stiamo andando avanti in maniera coordinata. Lo dico all'amico Palei, che della direzione salute si occupa in termini della prevenzione. Questa materia è una materia che ha aspetti sicuramente giuridici, ma ne parlerà sicuramente Luciano Zanelli e i suoi colleghi, l'importanza delle modalità di appalto, eccetera, ma ha un aspetto fondamentalmente anche di prevenzione e di corretta informazione nei confronti di chi opera, che sono spesso strutture amministrative, ma anche, io direi, poi la parte più istituzionale. Ecco, quindi concludo ringraziando ancora e riconfermando, se mai ce ne fosse bisogno, la disponibilità più piena, più convinta, ma anche più schietta di Federsanità ANCI a stare al fianco del sistema delle autonomie locali, della regione e delle strutture associate, perché questo documento possa diventare non un punto di arrivo, lo dico ricordando anche il lavoro fatto sì, da Giulio Barocco, ma anche da Trevisi, nel comune di Udine. Cioè, io ricordo personalmente chi si è impegnato su questa materia, la ricordo nitidamente perché ne parliamo spesso, e concludo ringraziando perché Federsanità il 13 luglio del 2021 ha approvato all'unanimità questo documento, e in questa unanimità ci stanno le aziende sanitarie, ci sta l'ARCS, ci stanno evidentemente gli IRCS, quindi ci stanno tutti i soggetti con cui in qualche maniera dobbiamo assolutamente cooperare, e dobbiamo cercare di portare questo tipo di documentazione nella maniera più approfondita e anche più puntuale. Grazie a tutti voi, e riconfermo la disponibilità di Federsanità su questa materia, che è materia, come dire, intersettoriale.
Ci sono aspetti giuridici importantissimi, senza i quali non facciamo niente, ma ci sono aspetti, come dire, di corretta prevenzione, ci sono aspetti anche sociali. Direi che è un documento, come dire, che stratifica bene tutta questa complessità. Quindi doppiamente grazie. Buon lavoro. Grazie, dottor Napoli. Direi accennare al concetto di servizio, intersettorialità e prevenzione mi sembra che sono stati focalizzati oltre ad altri veramente temi molto importanti che ci stanno a cuore. Passo la parola al dottor Palei, direttore del servizio prevenzione e sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità. Prego, Mario. Sì, buongiorno a tutti, grazie Aldo anche della presentazione, perché ho visto con estremo piacere che ci sono anche SIAN d'Italia, che prima c'è stata una chat SIAN di Catania, e che può fare altro che essere felice di ciò. Allora, io innanzitutto devo associarmi a tutte le parole di chi mi ha preceduto, ma soprattutto i ringraziamenti personali a te, al dottor Barocco, alla dottoressa Zimarelli, per il lavoro enorme che è stato fatto per la produzione di queste linee, in associazione con ANCI Federsanità, la dottoressa Del Fabbro sempre presente, e anche ARCS, perché naturalmente entrando anche bandi di gara e via dicendo, ARCS ha la competenza per fare questo. Il punto di vista che io volevo sottolineare, che come tanti sanno qui, perché mi hanno già sentito parlare in questi termini, è il lato, diciamo, filosofico della cosa. Il mio pallino che da anni ho sempre portato avanti quando potevo, legittimamente, poi c'è stato un blackout e adesso 2 anni da questa parte purtroppo con il Covid non ci siamo potuti mai incontrare di persona, che è quello all'interno della ristorazione collettiva, soprattutto per quanto concerne i ragazzi, i bambini, le scuole e i nostri anziani. Io da sempre ho portato avanti quello che è il concetto di utilizzare prodotti della regione Friuli Venezia Giulia. Ora, per fare questo c'è dietro un lavoro a latere di tutto questo, perché per poter pensare, dire di fare una cosa del genere bisognava avere i prodotti, cosa che è stato fatto, lavoro che è stato fatto, in quanto sono stati contattati i vari produttori che si sono messi a disposizione, addirittura adesso hanno fatto una ATI, quella d'impresa, per poter garantire i prodotti del Friuli Venezia Giulia in tutte quante le gare di appalto concernenti le scuole e gli anziani, le case di riposo. Sulle grandi strutture ospedaliere è inammissibile, impensabile poter accedere, perché non c'è proprio a livello di produzione la possibilità di farlo. E qui entra, secondo me, quello che è la cosa principale dal mio punto di vista, al di là della salubrità e la sicurezza alimentare che deve essere garantita, e lo è, perché le nostre produzioni lo sono, ma è un fattore culturale del quale mi sono sempre dibattuto, grazie alla conoscenza di un collega romano 15 anni fa ormai, grazie a Giulio Barocco che mi ha fatto conoscere quella volta il collega. È un discorso culturale, nel senso che i giovani, i bambini, i ragazzi devono cominciare a conoscere quali sono i nostri alimenti, qual è il gusto dei nostri alimenti, le proprietà dei nostri alimenti del Friuli Venezia Giulia. È inutile, lo dico sempre, dargli da mangiare il pangagio del Mekong, che è il fiume più velenoso del mondo, quando abbiamo a disposizione i cefali della valle o piuttosto che i branzini e le orate di valle. E questo è un piccolo esempio, potrei farli tutti, su tutti i prodotti. Noi abbiamo una produzione che copre per l'intero Friuli Venezia Giulia tutto, sia prodotti di origine animale che prodotti di origine vegetale. Avevamo un piccolo gap sulla carne bovina, siamo rientrati anche quello perché gli operatori si sono messi, hanno fatto fronte comune e adesso avremo la produzione anche di carne del Friuli Venezia Giulia, Pizzata Rossa e incroci, tant'è che è stato inserito anche nelle linee guida di cui stiamo parlando.
Fattore culturale, perché così i bambini, dicevo, imparano a conoscere quali sono gli alimenti sani, sicuri della nostra regione, e per gli anziani ritornare a far sì che possano gustare quello che hanno gustato per tutta la loro vita. Perché, signori, non si può pensare di continuare a dare a mangiare le minestrine, il purè e lo stracchino, quando loro per tutta la vita hanno mangiato musetto, coniglio. Per quelli che non sono del Friuli Venezia Giulia, il musetto è uguale al cotechino, coniglio, polenta e via dicendo. Quindi, chi meglio di noi in questo momento ha la facoltà e la potenzialità di poter fare questa cosa? Grazie a queste linee guida, e dopo l'intervento del collega e amico dottor Zanelli sarò sicuro che magari corroborerà quanto ho detto io, siamo in grado di poter farlo. Abbiamo dei produttori che si sono riuniti e che garantiscono la produzione, tutto all'interno tra l'altro della nuova concezione a chilometro più che zero, perché il polo sarà unico centrale, ci sarà un unico mezzo che gira, al massimo 2 per la regione, per le varie sedi produttive delle varie grandi ristorazioni. Quindi tutto quanto legato anche alla nuova normativa green, e il dottor Marocco di questo ne sa qualcosa. Pertanto io mi auguro che l'incontro di oggi sia il primo sicuramente di una lunga serie, anche per vederci di persona finalmente, e che auspico che si vada verso questa strada, ringraziando nuovamente tutti per l'impegno veramente notevole, perché ci hanno messo tanto, credetemi, ma perché c'era tanto da fare, perché la materia è intricatissima, e per l'impegno, ripeto, di tutti i colleghi che ho citato prima, ringrazio tutti e auguro a tutti un buon lavoro. Grazie Manlio. Direi che questo concetto di valorizzazione del territorio è come dire, un leitmotiv che ci ha accompagnato nella redazione di questo lavoro, che, come hai detto tu, è stato veramente un lavoro corale, e di questo va dato atto, della disponibilità, della possibilità veramente di confrontarsi, di incontrarci, di trovare stati momenti anche difficili, no? In cui ci sono stata la necessità di smussare, di trovare, di accomodare, però alla fine credo che la soddisfazione sia stata veramente del gruppo di lavoro, veramente mi verrebbe quasi da dire piena. Allora, io andrei avanti quindi nel presentarvi, vediamo, torniamo sulla condivisione. Eccoci qua. Condividi. Il mio maestro a suo tempo diceva: parti sempre dal perché, e quindi parto dal perché di queste linee guida, il contesto nel quale nascono e si sviluppano, in base a quali sollecitazioni ci siamo mossi e qual è lo sfondo, diciamo così, socio-culturale e anche razionale scientifico sul quale ci siamo mossi, e quindi l'obiettivo, in ultima analisi, di questo nostro lavoro, come vi dicevo, anche ringraziando, veramente evidenziando con un cenno la disponibilità di chi ha collaborato e l'impegno di chi ha lavorato in questo lavoro. Allora, innanzitutto noi in questo momento, in questo lavoro, dicevo, raccogliamo gli orientamenti espressi da istituzioni sovraordinate alla Regione, no? Documenti tipo questo, in cui sono ben saldi e, diciamo, riconoscibili principi e riferimenti a cui abbiamo attinto. Questo documento è importante nel momento, a parte il Farm to Fork Strategy, che è un documento della Commissione europea del 2020, assolutamente di riferimento, però anche questo atto della conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province, che è diventato poi queste linee di indirizzo
che sono state redatte e pubblicate a fine 2021. Quindi in realtà abbiamo lavorato su questo atto che poi è diventato linea di indirizzo nazionale e che diciamo in anteprima, utilizzandolo proprio anche per alcuni aspetti di carattere metodologico. La direttiva sugli appalti pubblici, la 2014-24, è fonte del nostro codice dei contratti e questo report della Commissione europea con indicazione per gli appalti per la ristorazione scolastica, che unisce diciamo i principi di salute e la parte normativa dei codici degli appalti, fra le altre cose dà delle indicazioni per integrare le piccole e medie imprese, quindi ragionando proprio in termini di valorizzazione del territorio, e dà anche delle precise indicazioni su aspetti di salute. Per esempio c'è inclusa la proposta di riformulazione dei prodotti per la ristorazione scolastica con meno zucchero e meno sale e via dicendo. E quindi anche questo è un documento importante, come anche questo documento tecnico del JRC, che è il documento che informa i CAM, cioè i criteri ambientali minimi, molto, sappiamo, molto criticati perché considerati molto restrittivi, però che derivano di fatto da questo report tecnico. Poi anche questo documento da cui abbiamo tratto spunto è una pubblicazione dell'OMS che forma un po' l'ossatura della parte introduttiva del lavoro. E tenendo ben presente un'importante pubblicazione, il Manifesto delle criticità in nutrizione clinica e preventiva, dove così si fa il focus sul problema del sovrappeso dei bambini e la malnutrizione calorico-proteica degli anziani, dei fragili, che sono stati citati prima dai relatori che mi hanno preceduto, proprio come obiettivo e come tema principale. Allora, noi perché ci siamo mossi su questo argomento? Perché veniamo da una storia che nella nostra piccola regione ha sempre dimostrato un'attenzione nella sua frammentazione in oltre 200 comuni, sempre un'attenzione alla ristorazione collettiva, come dicevano prima i relatori che mi hanno preceduto, che si è manifestata concretamente nel corso degli anni con la redazione di linee guida, linee di indirizzo, quindi una evidente sensibilità della regione e delle sue istituzioni e delle articolazioni anche delle istituzioni e del rapporto interistituzionale che ha collaborato nella redazione di questi documenti, che hanno affrontato un po' il tema dell'alimentazione, della nutrizione corretta dai nidi, con una prospettiva così life course, no? Nel corso di tutta la vita, è arrivata alla ristorazione scolastica, alla ristorazione per le residenze per anziani che abbiamo presentato nel 2018. E un terreno, diciamo, in cui le direzioni centrali, ma tutti gli altri enti hanno compreso appieno il ruolo strategico della ristorazione collettiva, assunto nel tempo per le amministrazioni e in genere per gli enti appaltanti. Assunto, diciamo, la ristorazione collettiva anche un peso politico. Abbiamo un consumatore, un cittadino, a me piace chiamare sempre cittadini, non consumatori, diciamo gli abitanti così della nostra regione, molto più sensibile ai temi della salute. E la ristorazione collettiva, compresa con il suo ruolo strategico, con le sue valenze culturali, centrali e intersettoriali, fra salute, istruzione, agricoltura, ambiente e attività produttive. Ruolo strategico per noi, poi, come obiettivo e come dire, background nel quale noi ci muoviamo, come promotori di salute, che abbiamo bisogno nella promozione della salute degli enti e delle altre istituzioni per cogliere le vere occasioni di promozione della salute e quindi di empowerment, no? di empowerment di comunità in questo senso.
Ecco, il SIAN, che è il servizio che dirigo, insomma i SIAN, i servizi di igiene, alimenti e nutrizione, cercano di essere costantemente presenti nel monitoraggio della ristorazione collettiva, rilevandone le criticità, no? Le zone di miglioramento che abbiamo anche riportato nelle nostre linee guida. Ed è continua e costante la collaborazione con gli enti, nonostante, e questa è una criticità che rileviamo, la difficoltà da entrambe le parti, sia in termini di risorse e in alcuni casi anche di qualifica. I piccoli comuni ovviamente fanno molta fatica a delegare delle attività di monitoraggio anche della ristorazione collettiva erogata come prestazione erogata in qualità di enti gestori. E quindi era naturale in questo contesto intercettare questo bisogno che la Regione quindi ha fatto proprio. Gli enti hanno bisogno di confronto e di supporto per il mantenimento della qualità. E il punto centrale per la promozione della qualità è proprio il capitolato, che diventa uno strumento di governo della ristorazione collettiva. Riveste un ruolo quindi strategico nel governo delle politiche per la salute in senso più ampio e crediamo che possa addirittura essere allargato questo concetto espresso da queste linee guida ormai anche piuttosto linee di indirizzo piuttosto datate, in cui si parla in cui si dice è necessario che il capitolato disciplini nella sua totalità il piano organizzativo dell'intero processo. Quindi se accettiamo il capitolato come strumento di governo, dobbiamo assolutamente prestare la massima attenzione a quello che è il suo ruolo all'interno di questa attività strategica della ristorazione collettiva. E qui abbiamo recuperato all'interno di questo lavoro, oltre che ai nostri classici concetti di sicurezza igienica e nutrizionale, anche quelli di sostenibilità. Cibo sano, sicuro e sostenibile è il titolo anche di un programma del Piano regionale della prevenzione che prevede la nostra attività intersettoriale in accordo e in collaborazione continua con tutti gli altri enti che mano a mano che andiamo avanti col Piano regionale per la prevenzione fino al 2025 coinvolgeremo. Quindi cibo sano, sicuro e sostenibile che possa essere garantito da alimenti sicuri a minore impatto ambientale, con dei concetti che riprendiamo in queste linee guida di solidarietà e responsabilità sociale da parte di tutti gli attori della ristorazione collettiva. Il lavoro vuole quindi fornire strumenti e soluzioni operative. Quindi questo è l'obiettivo, che aiutino a realizzare o almeno a perseguire un obiettivo di food safety e food security. Devo dire un'altra cosa, che qui il nostro è un contesto maturo in cui c'è un'espressione da parte degli operatori del settore alimentare che operano correttamente di un'esigenza di equità e quindi anche di un miglioramento della modalità di sorveglianza e controllo degli appalti per scongiurare esiti quale questo, in cui abbiamo avuto anche qualche problema anche qui da noi in Friuli Venezia Giulia, quando si parla molto chiaramente che il tema delle frodi nelle pubbliche forniture è un tema molto importante sul quale dobbiamo assolutamente intervenire il più possibile in fase preventiva. Ecco, un ultimo pensiero va all'equità, all'equità richiamata anche questa dal Piano regionale della prevenzione, a sua volta informato dal Piano nazionale della prevenzione, e alla food security. No? Parlando con i colleghi molto spesso viene in mente durante questo periodo difficile di post-Covid, e poi vedremo che cosa ci porterà questa terribile esperienza indiretta che stiamo vivendo della guerra in Europa. Così ci veniva alla mente la storia del panino portato da casa, no? Ricorderete, io l'avevo definito panino, il cosiddetto panino in mensa. Eravamo riusciti a riunire attorno a questo no al panino portato da casa
con una sorta di position paper, diciamo, le amministrazioni comunali dell'Interland Udinese. Ed era uscito così un'intervista, mi sembra che qua era il comune di Udine che diceva in un'intervista, insomma, rilasciava questa intervista, dice: quello dell'alimentazione è un momento molto significativo sia sotto il profilo sociale sia a livello educativo. Da anni il Comune di Udine ha assunto un impegno sulle politiche del consumo responsabile, che si è realizzato attraverso la definizione del bando per le mense scolastiche, con un'attenzione particolare al contenimento degli sprechi, all'alimentazione equilibrata biologica a chilometro zero, al rispetto per l'ambiente. Un valore importante, cancellarlo con un colpo di spugna nel nome di un individualismo travestito da libera scelta, significa fare un passo indietro in un percorso che invece ci ha sempre qualificato. E molti comuni hanno seguito, diciamo, hanno condiviso la salvaguardia di questo percorso. Poi abbiamo visto durante l'anno scorso quei problemi che ci sono stati proprio nelle mense del comune di Udine, quanto sia difficile arrivare a rispondere a quella che è un'esigenza di capillare controllo, di continua presenza dei servizi, seppure di un contesto molto strutturato come quello del comune di Udine. Però insomma io credo che questo sia un ulteriore motivo per orientare la nostra attività, e qui riprendo di nuovo il piano regionale della prevenzione e il piano nazionale, per agire con le lenti dell'equità, no? Mettiamoci su degli occhiali proprio che ci permettono di capire quanto importante sia il contrasto delle diseguaglianze in un contesto in cui noi abbiamo, scusate questo anglicismo, abbiamo diciamo cercato di rispondere a quello che è un po' il nostro, anche alla domanda interiore, comunque di non sottrarci a quello che è il nostro senso di responsabilità. Sentiamo urgente dimostrare che siamo capaci almeno di dare una risposta, come ha detto prima il dottor Napoli, di servizio alle tante domande che questo complessissimo mondo ci pone. Quindi questo è l'indice. La struttura passa da una parte di introduzione con servizi così la descrizione del nostro contesto, le aree di miglioramento, che poi in realtà sono, andrete a vedere, o se l'avete già letto, sono una parte delle criticità rilevate, quali obiettivi possiamo avere nella ristorazione collettiva. Ci sarà poi un approfondimento durante questa sessione odierna sui punti delle aree di qualificazione del servizio e il codice dei contratti, e poi anche sui modelli proposti, e quindi tutta una serie di, diciamo, di supporti tecnici. Ecco, volevo ringraziare il gruppo di lavoro che, come vedete, è un gruppo di lavoro piuttosto nutrito. Come vi dicevo all'inizio, è stato un lavorare interessante, stimolante, faticoso, contemperando le esigenze e punti di vista molto spesso diversi. È stato un gruppo di lavoro nel segno dell'interdisciplinarità e multisettorialità, multiprofessionale, perché qua ci sono medici, biologi, tecnici della prevenzione, tecnologi alimentari, dietisti, avvocati, assistenti sociali, quindi operatori ovviamente della sanità regionale, Direzione Centrale Salute, ARCS, i SIAM delle ASL, e rappresentanti di enti locali e istituzioni, associazioni del Friuli Venezia Giulia, in particolare abbiamo citato più volte Federsanità, ANCI e le aziende pubbliche di servizi alla persona. Bene, su questa cosa qui andrei a dirla dopo, a rientrare, perché di fatto è un po' una sintesi, ecco, quindi un take home message, no? Quindi lo scopo è fornire un supporto agli enti pubblici e alle organizzazioni private anche, non necessariamente solo gli enti pubblici, chiamati a gestire l'esternalizzazione dei servizi di ristorazione. Raccolgono indicazioni tecnico-gestionali destinate a stazioni appaltanti che potranno adattare, modificare e completare i modelli e gli schemi forniti in funzione delle proprie esigenze. Quindi
l'obiettivo che si propongono: creare maggiore consapevolezza in ambito di salute, valore del cibo e approvvigionamenti pubblici, ottenendo nel breve e medio-lungo periodo benefici economici, ambientali e sociali coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile. Quindi io adesso, vediamo se sono rimasto nei tempi, abbastanza mi sembra. Passerei allora la parola al dottor Zanelli Luciano, giusto, perché abbiamo modificato, no, questa scaletta, e poi successivamente alla dottoressa Federica Forgiarini, su così un primo sentire da parte di questi, così, della direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informatici, sull'applicazione dei contenuti come primo passo, il primo passaggio. Qui il dottor Zanelli, se... Chiedo scusa agli intervenuti, agli invitati per l'inversione della scaletta, perché non è mia consuetudine stravolgere l'organizzazione assolutamente, ma siccome ci tenevo per il lavoro svolto e che siamo qui ad illustrare per il tema e la rilevanza del tema, come vedremo anche con un elevato valore culturale che ha, ci tenevo a presenziare, quindi ho chiesto questo shift, questa piccola inversione. Ecco, porto i saluti dell'assessore al patrimonio, perché è una persona, un professionista, tra l'altro un medico oltre che assessore, molto sensibile a questi temi e costantemente viene informato. Vedrete come nella brevissima sintetica presentazione che proprio anche ha preso parte attiva in certi momenti all'avvio di questa iniziativa che oggi vi veniamo a rappresentare. Ecco. Saluto poi tutti gli amici che vedo e che ci conosciamo ormai, ahimè, da lunghi decenni, vedo tutti che sorridono benissimo, non dico altro perché sennò ci imbarazziamo. Bene, dico che è un momento molto importante. Abbiamo fatto che Manlio ha saltato, ma forse per brevità, abbiamo fatto quest'estate la presentazione e la discussione in auditorium Udine sui CAM, no? Per la ristorazione con le ditte di produzione soprattutto, e quindi questo discorso continuo con le aziende, perché vedremo che il problema della ristorazione è un problema centrale che abbraccia parecchi aspetti. Ecco, allora anche quel momento là è stato importante per ascoltare le aziende, per capire che cosa producono, quanto producono, come lo producono, nel rispetto appunto dei CAM e di quello che noi possiamo concretamente chiedere in una gara. Perché una gara nella partecipazione degli operatori economici? Perché è inutile che ci riempiamo poi la bocca di prodotti bio, la mela bio da dare, quando l'azienda poi che vince riesce a produrre 2 quintali all'anno. Quindi bisogna effettivamente stare con i piedi per terra e calare il nostro fabbisogno e la produzione delle nostre aziende concretamente su quello che è la gara d'appalto, su quella che si trasforma e diventa appunto la fornitura. Quindi questo è un momento, ritengo, culturale anche molto importante di condivisione, da un lato dell'esperienza dei diversi attori, quindi del supporto e dell'indirizzo dell'azienda sanitaria, della direzione centrale salute, di chi fa le gare, noi UC piuttosto che ARCS, e dei comuni che in questo caso, per l'esperienza che portiamo noi della ristorazione per i ragazzi, per i minori, insomma, è un momento di sintesi, un momento che quadra parecchi aspetti. Ecco. Parlando di gare, diciamo che noi un po' prima, però sempre avendo già in gran parte digerito, applicato le linee guida ancorché in bozza, abbiamo già fatto 2 gare per proprio come
veniva richiamato prima per due ASP, per la SIRC e la Muner dei giudici, che in pratica il RUP era la dottoressa Paviotti, e in pratica già applicava tantissimi dei concetti che oggi riassumeremo. E adesso, oggi, invece vi illustriamo, ancorché brevemente, in sintesi e non in modo esplicito, soprattutto non come esiti, perché la gara è in corso e quindi come tale potremo parlare solo degli atti pubblicati e di certi aspetti tecnici. La nuova gara che appunto abbiamo fatto per i comuni e per la ristorazione proprio dei nostri ragazzi delle scuole dell'infanzia. Questa gara, quindi il RUP, è la dottoressa Stolfa, ma chi del settore se ne occupa da sempre ed è molto esperta, a cui dopo passerò la parola ed è qui con me, è la dottoressa Federica Forgiarini. Per gli aspetti di dettaglio, appunto poi magari ci sentiamo, siamo a disposizione per dei chiarimenti. Comunque il riferimento qui nella CUC è la dottoressa Federica Forgiarini. Io ancora chiedo scusa perché alle 11 ho questo importante collegamento con ANAC per altri problemi e quindi ho chiesto questa inversione. Brevemente per ricordare l'importanza che viene data in regione alla ristorazione collettiva nelle scuole. Allora, chi è sceso in pista a fare una gara del genere? Beh, diciamo che nella scala di valori del public procurement, diciamo che è sceso in pista chi sta più in alto, cioè la CUC, la centrale unica di committenza del Friuli Venezia Giulia, è uno dei 32 ma barra 22 soggetti aggregatori italiani. Quindi vedete qui ho voluto anche per cultura, perché si conosca il sistema messo in piedi dal nostro sistema public procurement, come si suol dire, quindi delle gare pubbliche a valle del codice dei contratti, è messo in evidenza appunto regione per regione quali sono le centrali di committenza barra soggetti aggregatori che possono fare alcune gare, alcune categorie merceologiche cosiddette obbligate. In particolare quindi la ristorazione al momento del settore sanitario, ma c'è in pancia diciamo anche la modifica e l'estensione ad altri settori sempre della ristorazione, è quella che viene definita una categoria merceologica obbligata, cioè c'è un decreto, il primo era del 2015 ma aggiornato al 2018, che stabilisce le categorie, 25 categorie merceologiche obbligate, tra cui la ristorazione collettiva nel settore sanitario. Mutuando questo principio e per importanza l'abbiamo applicato anche alla ristorazione scolastica, proprio per evidenziare il rilievo che la nostra regione vuol dare a questo tema, perché come vedremo gli aspetti è incredibile, ma a declinarli vedrete quanti ce ne sono. Perché siamo partiti con questa gara? Perché abbiamo fatto? Perché abbiamo avuto tante sollecitazioni dai vari comuni della nostra regione, l'amico, l'assessore, il politico di turno, il tecnico comunale, il preside della scuola, insomma, che chiamano e dicono noi avremo bisogno di questo servizio. Ecco. Dall'altro lato, sia appunto le famiglie che hanno gli studenti, quindi i giovani ragazzi che vanno a scuola, e che la mensa diventa un servizio fondamentale, diventa importante e quindi la strategicità di questo servizio, non solo per il dar da mangiare, ma come vedremo per toccare un tema di organizzazione e gestire l'aspetto culturale, che forse è l'aspetto più importante dell'alimentazione. E poi, come dicevo prima, le categorie degli operatori economici, e come abbiamo avuto modo anche quest'estate, di luglio, mi pare fosse il convegno, settembre, con il dottor Palei,
questa importante collaborazione, sinergia tra pubblico e operatori economici per ascoltare le loro richieste, per far pervenire le nostre necessità di sistema pubblico e per indirizzarli alla produzione, a una corretta produzione, una produzione secondo ben vengano e sempre più le dobbiamo applicare in modo profondo le linee guida appunto della ristorazione. E poi l'ultimo punto che ci viene proprio, è vero, dalla politica, ma dalla politica, passatemi il termine, in questo caso buona, dalla politica nel senso più ampio del termine, dalla politica agricola e dalla politica regionale, che tocca appunto sia l'aspetto della produzione e sia l'aspetto, voglio dire, dell'erogazione dei servizi pubblici cui è preposta. Allora ho voluto mettere in questa slide, che sembra caotica, ho voluto mettere alcune parole chiave che ci fanno riflettere per capire quanti sono stati i fattori in gioco, quanti sono stati gli elementi che abbiamo valutato e di cui abbiamo dovuto tener conto in questa che banalmente viene definita una gara. Eh sì, una gara, ma guardate, ci sono tutti questi aspetti che vengono toccati. Credetemi, non ci sono tante gare che toccano tutti questi aspetti, ok? Perché quando andiamo a comprare un dispositivo, una fornitura secca di un qualche cosa, di un qualche bene, non tocchiamo tutti questi aspetti e quindi guardate la strategicità di questo settore. Quindi, come vi dicevo prima, siamo partiti dalla necessità quindi per i nostri alunni, dalla necessità che hanno loro di avere un'alimentazione come bene, come servizio corretta, ma quello che ci è subito colpito è l'aspetto culturale su cui possiamo incidere proprio con questo servizio. Ed è di questo che dopo la dottoressa Forgiarini declinerà anche i contenuti nel capitolato tecnico, perché si fa presto a parlare di cultura, ma poi bisogna, attraverso l'operatore economico e attraverso l'organizzazione dell'erogazione del servizio, far capire ai ragazzi che cosa vuol dire l'alimentazione e la cultura che ci sta dietro, quello che prima Manlio diceva, il mangiare il musetto, il mangiare appunto la pezzata rossa, la mela prodotta nei nostri territori e via. Però quindi dalla necessità per gli alunni di erogazione di questo servizio abbiamo toccato poi, e ripeto, l'economia del Friuli Venezia Giulia, che da un lato vede l'economia e la produzione delle aziende, quindi il dare sfogo e orientare le aziende di produzione alimentare. Dall'altro l'economia occupazionale. L'occupazionale e in particolare vi richiamo alla clausola sociale. Abbiamo inserito e garantito anche questa tutela. Perché? Perché, come in tutti i servizi ad alta intensità di manodopera, c'è già un appaltatore che eroga il servizio. Allora il sostituirlo poi diventa socialmente anche certe volte d'impatto. Allora con questa clausola sociale, diciamo, prevista dal codice dei contratti e dosandola in un certo modo, ci dovrebbe essere una sostituzione, un certo modo indolore anche dell'operatore economico eventualmente. Quindi voglio dire, la tutela dei lavoratori, una tutela anche per le aziende, l'economia come abbiamo visto sia dal punto di vista della produzione, ma anche di garanzia per noi che vogliamo quel prodotto. E allora lì nel capitolato appunto speciale trova applicazione il concetto della filiera locale, la produzione con il marchio Acqua, una produzione a chilometro zero, il concetto appunto DOP e la produzione poi IGP. Ecco, tutti questi che sono marchi, che sono
sinonimi di produzione, nell'ultimo capitolato che abbiamo prodotto e di cui, ripeto, c'è la gara in corso, per cui non vi posso venire a dire i dettagli perché, come sapete, insomma, c'è una certa riservatezza. Ecco, sono stati tenuti in conto questi principi. La produzione, quella che abbiamo chiesto, è una produzione che sia sostenibile con il territorio, dall'altro venga classificato appunto biologica, ma ripeto ancora una volta, tipica e tradizionale FVG. E soprattutto, perché questo è un settore che si presta molto bene, quasi a essere una terapia, una agricoltura sociale. Agricoltura sociale come applicazione, voglio dire, di una valvola di sfogo, di un'occupazione per persone un po' fragili, per persone a volte anche giovani, che hanno bisogno della terapia occupazionale fatta in un certo modo. E quindi l'agricoltura sociale ci sta tutta. Ecco. Su tutti, per chiudere appunto questo magico cerchio, questo magico ottagono, c'è l'ambiente. L'ambiente è l'altro aspetto, quindi la necessità, l'economia, la produzione e la tutela, la salvaguardia, il mantenimento, la cultura dell'ambiente della nostra bellissima regione. Il tutto appunto per traguardare un obiettivo fondamentale, perché stiamo parlando della salute sicuramente dei nostri ragazzi, della salute del nostro sistema e del futuro della nostra regione, dell'economia e se investiamo bene appunto nei ragazzi attraverso la loro cultura, del futuro anche del nostro sistema FVG. Queste sono le parole chiave che abbiamo usato per tener conto nella gara. Queste erano le problematiche che avevamo sul tavolo, avete visto, non poche. Allora l'assessore, ed è qui appunto la sua sensibilità, ha inviato la sua firma, appunto una PEC nel marzo 2021, avvisando i comuni che voleva avviare questo progetto pilota a beneficio dei comuni che vi avrebbero aderito, con certe caratteristiche simili e con una territorialità affine. L'obiettivo, lo dichiarava subito, era la massimizzazione della qualità del servizio di refezione scolastica. Massima attenzione e massima qualità. Era orientato il tutto nella lettera appunto di presentazione a dei prodotti di alto livello e con il presidio, come vi dicevo, della clausola sociale, tenendo conto appunto dell'occupazione e di quel tipo di problematiche. Voleva essere, come abbiamo detto, questa gara anche una stimolazione, un'attivazione del sistema produttivo regionale, cioè un input, cioè dire già al nostro sistema produttivo, come l'abbiamo detto in luglio 2021 agli operatori economici, guardate che noi stiamo andando là, per cui voi orientate la vostra produzione là, perché il sistema vi chiederà questo. Mi sembra una buonissima sinergia. Ecco. E poi, come dicevo, la cultura dell'alimentazione era sottolineata nella nota dell'assessore, la cultura dell'alimentazione, attraverso appunto l'attivazione, la sensibilizzazione, l'alfabetizzazione delle giovani generazioni. Ecco, qui incominciano alcuni dati della gara. Io passo la parola alla dottoressa Forgiarini che è con me, che più di me, più in dettaglio, vi esplicita alcuni parametri e poi, se del caso, forse non è questa la sede, ma se avete bisogno di ragguagli siamo qui e quindi possiamo dare anche supporto a tutti gli enti, a tutti i partecipanti. Io al momento vi saluto perché tra un po' proprio mi devo scollegare per collegarmi con ANAC su un problema che abbiamo come soggetti aggregatori italiani. Vi saluto, spero di aver dato un contributo positivo e concreto a questa giornata. Vi lascio con la dottoressa Forgiarini. Arrivederci. Grazie, dottor Zanelli.
È stato un intervento interessantissimo che ha focalizzato l'attenzione sulla complessità e l'impatto sociale. Interessantissimo questo aspetto, impatto sociale, come dire, ad ampio raggio, ad ampio spettro. E Federica. Sì, ecco. Le ho inviato la richiesta per attivare il suo audio. Deve cliccare su attiva audio in basso. Ok, ok, credo che adesso mi sentiate. Perfetto. Allora, parto subito dopo questa illustrazione, diciamo così, dello spirito che ha animato la gara con alcuni dati, perché credo che siano significativi anche dell'impatto che può produrre una gara realizzata dalla Centrale Unica di Committenza in termini di impatto di tutte quelle fattispecie che ha illustrato l'ingegner Zanelli sul territorio in forma, in qualche modo, mi viene da dire, massimizzata rispetto a quello che può agire la singola gara del singolo comune. Qui andiamo a mettere insieme 26 comuni richiedenti. L'elemento target di base è quello del possesso del centro di cottura e ho visto fra l'altro proprio un interesse da parte delle amministrazioni nell'attivarsi con l'interessamento e la predisposizione delle poste a bilancio per garantire le attrezzature di ultima generazione conformi al CAM e tutto quanto necessario a far sì che il centro cottura sia davvero operativo e utilizzabile al meglio. Stiamo parlando di una media complessiva di circa 3.300-3.400 pasti al giorno, ma la caratteristica di questa gara così multisfaccettata è che andiamo da una dozzina di pasti per i piccolissimi comuni che devono servire solo una piccola scuola dell'infanzia fino a 360 pasti al giorno. Andiamo anche a raggiungere una media di 1.000 pasti al giorno per lotto. Stiamo parlando quindi di un valore di gara che supera abbondantemente i 25 milioni, anzi quasi vicino ai 26, a cui hanno partecipato 13 concorrenti su 6 lotti, per un totale di 31 offerte da valutare. Mi preme dire che il target è molto ampio, nel senso che andiamo dall'asilo nido, anzi per la precisione dalla sezione lattanti dell'asilo nido, fino alle scuole medie, no? alla secondaria di primo grado. E quindi la complessità la potete subito capire, però lo scopo nostro, uno scopo che peraltro pratichiamo tutti i giorni, anche rispondendo a telefonate, erogando un servizio puntuale di consulenza attraverso la nostra area predisposta in tal senso per supportare problematiche dei comuni nell'ambito dei servizi e delle forniture, le finalità erano quella di dare una mano ai comuni in questa materia così delicata e così sensibile. E, come diceva prima il mio direttore, supportare e attivare la filiera locale, perché non sempre sono così di immediata applicazione le logiche che intercettiamo nelle descrizioni dei CAM. Anche lo stesso concetto di chilometri zero dei CAM per una situazione così dislocata nella nostra regione, dove andiamo a servire dal comune di Sauris a Muzzana, a San Floriano del Coglio, a San Canzian di Sonso, e vi sto citando comuni territorialmente dislocati con giornate di fruizione diverse e con situazioni completamente diverse, ma soprattutto con una geolocalizzazione diversificata, per cui nel momento in cui
Io sono in un comune piccolo, il cerchio che io posso tracciare intorno a lui per applicare il CAM è di 70 km appena, quindi avrei, come dire, vanificato tutto quell'intento di attivare la filiera locale, perché di fatto intorno ai 70 km potrebbe essere davvero molto molto difficile trovare prodotti che rispondano a questo tipo di caratteristica. Quindi anche lì un concetto di filiera locale che si ripete anche nei criteri con cui abbiamo costruito la gara. Stimolare il mercato, l'abbiamo già detto, ma anche in che modo? Sostenendolo con prezzi capienti. Anche qui devo dire che le amministrazioni ci sono venute incontro, hanno capito che non posso dare un pasto completamente biologico, locale, servito con un numero adeguato di persone e tutto quanto e pagarlo 3 euro. Non funziona. Quindi il sostegno sia a livello, come dire, degli operatori economici che intendono spendersi con autenticità, con sensibilità, sia a livello proprio di amministrazioni locali che hanno creduto in questo progetto e l'hanno sostenuto con i loro bilanci, nonostante i tempi che tutti conosciamo. E quindi nel momento in cui attiviamo lo sviluppo concorrenziale abbiamo cercato di intercettare le dinamiche positive dello sviluppo concorrenziale, cioè indurre tutti a dare il meglio di loro. Questo come abbiamo cercato di perseguirlo? Con le strategie di costruzione della gara che hanno previsto innanzitutto la tematica dell'ascolto. E qui ho inserito una successione cronologica, ma mi viene da dire che veramente devo ringraziare il dottor Aldo Savoia mille più volte, non solo per come lui insomma sul territorio ha dato in questi anni in termini di sensibilizzazione sul tema, ma la disponibilità estrema che lui ci ha garantito sin dalla prima telefonata in cui mi ha detto ci siamo e basta, proprio e anche adesso in periodo insomma veramente faticoso per loro ha messo a disposizione dei professionisti eccezionali sulla commissione di gara e quindi l'ascolto attento di chi ne sa più di noi. La raccolta, anche lì l'ascolto è secondo me la parola determinante dei fabbisogni da parte dei comuni, cioè io gli ho mandato il file Excel, ma accompagnandolo con telefonate, videoconferenze, ragionamenti fatti insieme, conti della serva fatti insieme per capire cosa dovevano mettere a bilancio, ognuno col singolo comune. E infine le consultazioni preliminari di mercato. L'ingegner Zanelli ha già accennato all'attenzione con cui bisogna sollecitare correttamente, no, questa disposizione alla concorrenza. Vi dico solo una cosa, che in un lotto dove le colleghe, abbiamo 3 comuni dove le colleghe mi chiamavano e mi dicevano non riesco a trovare nessuno che venga a farmi il servizio neanche per prezzi assurdi, abbiamo avuto 3 concorrenti. Ecco, quindi che è un numero notevole a fronte di una situazione precedente dove addirittura non si trovava qualcuno che venisse a fare da mangiare ai bimbi. E quindi la personalizzazione delle esigenze, l'attenzione al personale attraverso la clausola sociale. Voi sapete che come soggetto aggregatore, trattandosi di una convenzione, non abbiamo un vincolo così stretto, ma l'abbiamo comunque raccolta puntualmente e aggiornata nel corso dei mesi per dare degli elementi, attenzione, importanti sia per la tutela delle persone che al momento operano, che in questi 2 anni sicuramente hanno attraversato un periodo molto difficile con la chiusura delle scuole, di conseguenza con la chiusura di questi servizi, ma anche per il servizio stesso, perché è inutile parlare di come dire, educazione alimentare se io poi non ho
un livello di personale adeguato a garantire che questi servizi, anche in termini, no, di sensibilizzazione, di attenzione, pensiamo no, anche alla gradevolezza di un pasto con la corretta porzionatura e il gradevole, no, posizionamento, come si dice, l'occhio vuole la sua parte, ma chiaramente se il personale non ha tempo non può curare anche questi aspetti. Infine, ma non ultimo, l'attenta elaborazione dei criteri mutuati da queste preziosissime linee guida per le quali rinnovo davvero il ringraziamento a Aldo e a tutto il suo gruppo di lavoro. Ho voluto qui evidenziarvi, dopo aver scoperto i fagioli biologici della Cina e dell'Argentina, come noi abbiamo voluto concentrarci intorno, insomma, al perimetro della nostra regione. Lo abbiamo fatto attraverso questi fattori che vi ha già illustrato l'ingegner Zanelli e che qui io vi ho riportato solo in forma grafica. L'abbiamo fatto anche con la strategia di aggiudicazione. Allora voi sapete che negli appalti di servizi normalmente si lavora a 70-30 per quanto riguarda il massimo punteggio attribuibile all'offerta tecnica rispettivamente e al prezzo. Qui abbiamo lavorato a 85 punti qualità. Vuol dire che il prezzo lo abbiamo deciso costruendo la base d'asta e in sostanza quello che sarà offerto avrà un peso, come dire, importante, avrà un peso specifico contrattuale, farà parte insomma anche del gioco concorrenziale tra gli operatori economici, ma non andrà mai a inficiare tutto il lavoro che abbiamo fatto per garantire la qualità che appunto vede la declinazione delle linee guida nel capitolato con un merceologico attentissimo che appunto il gruppo del dottor Savoia ci ha fornito, una descrizione accurata di tutte le esigenze che abbiamo raccolto da parte di tutti i comuni e un'esplicitazione delle richieste, cioè non abbiamo lasciato nulla, come dire, di non detto. E quindi anche lì, nel momento in cui siamo andati a utilizzare le linee guida per lavorare ai criteri di selezione, questi criteri tanto importanti perché appunto ci permettevano di dare 85 punti su 100, abbiamo utilizzato la libreria in modo personalizzato ed è quello che, se ci sono colleghi anche dei comuni in ascolto, invito a fare, no? Proprio andare a intercettare qual è il criterio che fa per noi, per questa situazione, per questo contesto, per questa finalità. Infine un aspetto molto importante che è evidenziato nelle linee guida e che insomma stiamo riscontrando è quello della selezione dei professionisti che siano in grado di valutare tutti gli aspetti nella commissione, no? Noi nei criteri per esempio siamo andati da quella dimensione fondamentale sollecitata dal CAM e a cui insomma abbiamo prestato molta attenzione, che è quella per esempio delle iniziative della comunicazione con tutte le attenzioni alle famiglie, le modalità di coinvolgimento. Chiediamo insomma un'attenzione molto importante nei confronti delle informazioni anche sulla qualità e la sostenibilità del servizio, ma anche di una corretta alimentazione per i bimbi nel loro complesso, no? Quindi cercando di mettere insieme tutti i pasti della loro giornata e raggiungere i genitori sensibilizzandoli in questo senso. Ma poi tutte le tematiche del personale, del contenimento del turnover, del benessere organizzativo e non ultima tutta la dimensione che abbiamo illustrato all'inizio, quella proprio delle proposte alimentari e delle derrate offerte, con tutto il discorso di incentivazione
offrire la pezzata rossa come la trota, come insomma le mele acqua, o insomma tutte quelle che possono essere derrate significative in quel modo così sfaccettato per il nostro territorio. Tutti questi sono aspetti che poi devono essere valutati da persone in grado di farlo, quindi abbiamo avuto i rappresentanti dei tecnici dell'azienda sanitaria e abbiamo avuto i rappresentanti dei comuni, perché anche i profili organizzativi, come dicevo prima, non sono assolutamente da sottovalutare. E infine questo è veramente un appello che lancio e chiudo con questo, il tema dell'esecuzione è stato già più volte ripreso oggi. E noi garantiamo un supporto per un monitoraggio costante, ma poi sarà importantissimo che i comuni ci aiutino a presidiare l'esecuzione di questi contratti nel momento in cui davvero tutte queste mele, trote e pezzate rosse le vogliamo vedere nel piatto dei nostri bambini. Grazie. Grazie a te Federica. Molto, molto interessante questa come dire, ricaduta dal punto di vista reale, no? Di come è stato interpretato, come sono state interpretate queste linee guida e che esito hanno avuto. Interessantissimo e correttissima questa considerazione che hai fatto sull'inutilità di parlare di educazione alimentare se non c'è l'erogazione di una prestazione di qualità, no? Che va dalla qualità igienica a quella nutrizionale, ma passa attraverso la qualità organolettica, io dico alla fine anche la qualità di servizio. Il monitoraggio di tutta questa qualità deve passare attraverso un'attenzione, così come è stata, come ho seguito anche in parte i lavori di questa attività che avete svolto, assolutamente encomiabile e direi esemplare. Allora, adesso abbiamo dunque i documenti di gara, era previsto alle 10:30, siamo in ritardo di qualche minuto, ma insomma niente di male, gli interventi sono stati molto interessanti. Adesso darei la parola a Martina Fichera. Martina è una collega che ci ha accompagnato nell'attività di redazione di queste linee guida, è stato veramente un apporto preziosissimo e quindi a lei adesso è dell'Agenzia Regionale Coordinamento della Salute, a lei allora come dire l'inizio di questa slot. Prego Martina, grazie per questo tuo intervento. Buongiorno a tutti, permettetemi in introduzione un ringraziamento veramente personale a tutto il gruppo di lavoro per l'occasione che la stesura di queste guide ha rappresentato. È stata prima di me, Aldo ricordava anche le inevitabili, insomma, discrasie che ci possono essere nelle vedute di un gruppo di lavoro con una composizione così eterogenea può comportare. Però, insomma, il conflitto è l'anima della democrazia e io devo dire che ricordo tutto il periodo trascorso veramente con estremo piacere. Quindi grazie ad Aldo simbolicamente, ricordando tutte le altre persone che hanno concorso a questo risultato. Come diceva il dottor Savoia, io lavoro all'azienda regionale di coordinamento per la salute, più precisamente alla struttura acquisizione beni e servizi, e mi occupo di gare di servizi, di gare d'appalto di gare di servizi. Quindi in qualche misura sono un po', non voglio dire nemico, però quella sentinella, quella cosa fastidiosa, quella pulce nell'orecchio, quella spina nel fianco che
un po' sembra voglia tarpare le ali ai sogni degli amministratori o dei tecnici più propriamente detti in questa materia, ponendo paletti, sollevando obiezioni e dicendo che così non si può fare. Nelle linee guida trovate una successione di documenti, di spunti su cui riflettere per costruire una gara d'appalto. Forse, anzi sicuramente non è il caso in questa sede di riportarli o di commentarli pedissequamente, perché insomma non credo che nessuno dell'uditorio ne traga un grande beneficio. L'interesse è vivo, forse ancora meno, perché sono materie che dall'esterno vengono viste come tradizionalmente particolarmente noiose. Il legislatore non ci aiuta e con questo abbiamo fatto la quadra della situazione. A me premeva sottolineare qualcosa di diverso, pur rimanendo nel tecnico, e riprendendo anche quello che è già stato detto sia dall'ingegner Zanelli che dalla dottoressa Forgiarini per quanto riguarda la loro esperienza in Cook su questo tipo di procedure. Diciamo che io poi, fra le altre, ho anche il privilegio, se volete, di avere sia contribuito in minima parte, senza nessuna falsa modestia, a questa redazione, sia ho il privilegio di seguire direttamente una gara che di queste linee guida ha fatto tesoro, soprattutto sui criteri di valutazione. Ci torniamo brevemente dopo. Quello che a me importava veramente sottolineare è che il codice degli appalti, al di là delle storture che sono forse inevitabili, sarebbe meglio che non ci fossero, il tema si allarga troppo, non è il nemico che ti impedisce di fare quello che tu ti sei messo in testa di fare per il bene del tuo target di riferimento. Il codice degli appalti è un'enorme cassetta degli strumenti. Lì dentro c'è tutto. Sicuramente risponde anche ad esigenze e cerca di quadrare, di mettere in equilibrio esigenze che a noi paiono assolutamente antitetiche, no? Quasi in maniera manichea, perché ne parlavamo, il prezzo, nessun ente, quasi nessun ente è in grado di prescindere dall'elemento prezzo, però l'interesse fondamentale ad avere qualità e a perseguire determinati obiettivi. Torno a dire, nel codice, al di là delle strutture, c'è tutto. Nel momento, la vera partenza è l'interesse, non è il codice, non è quello. È l'interesse e le scelte strategiche. Che cosa io voglio? È il punto fondamentale di ogni gara d'appalto. Che cosa voglio? Dopodiché il codice mi offrirà gli strumenti per andare a cercare quello che voglio. Non tanto e non solo da un punto di vista di confezione tecnica del capitolato. Su di esso gli amministrativi, tra virgolette, puri come me, fanno un passo indietro. Non è il mestiere degli amministrativi confezionare un capitolato tecnico soddisfacente. Ci pensano già benissimo le persone che hanno le competenze tecniche deputate a fare questo mestiere. Però quello dell'amministrativo, e con questo io mi sento di confortare, di stimolare, forse è un po' presuntuoso, i colleghi che fanno questo mestiere, hanno un compito fondamentale. E io credo che emerga con una certa chiarezza anche dalle nostre linee guida. Cioè non basta costruire un capitolato tecnico meraviglioso, è necessario, ma non è sufficiente, perché il contraltare è il disciplinare ed è veramente un documento di cui nessuno potrebbe dire mai abbastanza bene. Un po' così, se volete, scherzando con i colleghi, con i collaboratori, il disciplinare è il nostro mestiere ed è in grado, come anche già ricordava la dottoressa Forgiarini, di influenzare profondamente il risultato di una gara, perché è dentro il disciplinare che sta una serie
di anche escamotage, se volete, per cercare di capire come chiudere legittimamente il mercato e per impedire a determinati soggetti di accedere alla nostra gara, in maniera legittima ovviamente. Stiamo parlando non di cose né illecite né illegittime. I requisiti di partecipazione, l'ha già sottolineato abbondantemente la dottoressa Forgiarini, la costruzione dei criteri di valutazione, la scelta se volete, del peso anche, no? È stato sottolineato che la gara con cui è uscita Kuka è un 85-15 e ancora io aggiungo la scelta di attribuzione di quel 15, 20, 30 che sia dell'elemento economico, la scelta della formula, che è in grado veramente di sparigliare le carte. Questo per dire che anche da un punto di vista strettamente amministrativo si può fare tanto, andare a pescare in quell'enorme cassetta degli attrezzi che è il codice degli appalti, per trovare gli strumenti che più riescono a perseguire quell'obiettivo che ci siamo posti, dalla protezione sociale è stata citata la clausola di salvaguardia occupazionale. Non tutte le gare di ristorazione sono gare ad alta intensità di manodopera, no? Dipende un po' da come sono strutturate, però la clausola sociale è sempre, ad esempio, un'opportunità, e quindi il preservare il lavoratore uscente nei confronti di un eventuale appaltatore subentrante. La scelta anche di sgombrare il campo e di andare su un appalto riservato come partecipazione o come esecuzione. Non voglio entrare tanto nel tecnico perché non credo sia di interesse. È semplicemente il mio desiderio era di fare capire che gli strumenti sono veramente tanti. Poi siamo tutti d'accordo, il legislatore francamente non ci aiuta, cambiando in continuazione le carte in tavola. Nel momento in cui sono uscite queste linee guida c'era un determinato assetto anche da un punto di vista del sopra, del sottosoglia, degli affidamenti diretti, è stato stravolto e non è finita. Non parliamo dell'enorme tema del subappalto che forse ha trovato una dimora stabile negli ultimi mesi, ma che verosimilmente sarà ampiamente rimaneggiato fra non molto, perché comunque continua a non essere in linea con i desiderata euro-unitari. Quindi, chiarito che il primo step è veramente che cosa io voglio, mi premeva sottolineare tirare un po' le fila di elementi che sono già emersi dalle osservazioni di chi mi ha preceduto. Giustamente l'ingegnere Zanelli ha detto: qui bisogna fare un bagno di realtà, perché non è che posso chiedere sempre solo la mela biologica se mi rendo conto che il mercato non regge. Sto parlando della mela perché mi sembra fosse il frutto citato. E giustamente veniva sottolineata l'importanza della consultazione preliminare di mercato. Allora, questo è un punto che agli operatori amministrativi che lavorano in questo settore, insomma, quel pelo d'ansia lo dà, perché siamo una nazione che spesso ha fatto politica facendo politica, che ha fatto pulizia anche nel settore facendo tintinare le manette, e bene o male il reato di turbata libertà degli incanti è ancora serenamente presente all'interno del nostro codice penale. Quindi il confronto col mercato mette sempre un pelo d'ansia. Non è però la visione del legislatore eurounitario, che stimola tantissimo questa concorrenza, perché tu sai quali sono i tuoi bisogni, però
gli strumenti che ti offre il mercato per risolvere i tuoi problemi, tu non li conosci. E quindi la centralità delle consultazioni preliminari di mercato è veramente, non può assolutamente essere sottovalutata, ed è uno strumento di cui è bene avvalersi tendenzialmente come regola generale, ancora di più in un contesto così complesso quale è sicuramente una gara di ristorazione collettiva. Mi piaceva riprendere anche un altro aspetto che è già stato sottolineato, cioè è vero che il bagno di realtà è indispensabile, che non possiamo chiedere tutto il pesce biologico se il contesto non è in grado di offrircelo, però è anche vero che nel complesso il pubblico ha un potere di stimolo assolutamente straordinario. Ed è poi alla base di tutto il Green Power Procurement, perché non ci si può non rendere conto di quanto la massa nel suo complesso sia in grado di orientare anche le scelte produttive in determinati campi, ovviamente, ma questo è uno di quelli. Vi faccio un esempio, la dottoressa Forgiarini ha ricordato giustamente i numeri delle gare che sono state messe in campo da Cook e che sono in corso di svolgimento per assicurare soprattutto insomma, la refezione scolastica di molti comuni di questa regione. Io vi aggiungo che noi abbiamo in corso la gara per l'affidamento del servizio di ristorazione su tutte le strutture del servizio sanitario regionale, quindi parliamo di pazienti, di utenti e dei dipendenti che accedono alle mense. Parliamo di qualcosa come quasi 6 milioni di pasti. Il nostro numero è 317 milioni di euro. Voi capite che stimolo incredibile è a prendere, avete sentito i numeri che vi ha dato prima la dottoressa Forgiarini, sentite questi. Siamo dei committenti di lusso. A volte ce ne dimentichiamo. Ed è una cosa che invece il sistema del Green Power Procurement ha ben presente, nel senso che non è che semplicemente traiamo i frutti di ragionamenti, di scelte imprenditoriali altrui, ma siamo in grado di influenzarle in maniera assolutamente decisa. Forse abbiamo una consapevolezza fino a un certo punto, forse, ed è naturale perché il piccolo comune che fa la gara non sente questo suo peso, non lo vede, però è la massa che è in grado di stimolare una risposta del mercato. Io, fra le altre, ho ben presente questa cosa perché l'abbiamo vista proprio visibilmente. Ho visto che nell'uditorio c'è il dottor Poli della regione che con me e molte altre persone ha collaborato per giungere all'indizione di questa procedura di gara. I tempi verosimilmente non potranno essere brevissimi per tutta una serie di ragioni sia tecniche che pratiche, però aveva contezza plastica anche il dottor Poli di quello di cui stiamo dicendo. Gli diamo il tempo, ti chiedo questo, tu sai che lo voglio, in questo momento non c'è, però hai il tempo per organizzarti, ed è qui che si consegue un risultato importante. Quindi, torno a dire, per quanto possa sembrare brutto, per certi versi asfittico, il codice offre tante possibilità, ne offre veramente tante e vanno ponderate e sfruttate al massimo. Anche senza arrivare alle procedure di tipo più innovativo che magari spaventano
un po' tutti gli operatori che non hanno avuto una confidenza negli anni passati con delle procedure, ad esempio con la riapertura delle negoziazioni, che effettivamente anche per la nostra cultura giuridica sono un po' aliene, sono un po' di difficile gestione. Questo, diciamo, è il che cosa voglio, che è una scelta assolutamente alta, politica, di gestione. Che cosa posso fare per ottenerlo? È quello che l'utilizzo della cassetta degli attrezzi offerta dal codice degli appalti di cui dicevo prima, ma il percorso, la parabola, se volete, direi ineluttabile di una gara, prevede che cosa voglio, che cosa faccio per ottenerlo e come reagisco nell'eventualità in cui le cose non vadano nella maniera corretta, che poi è esattamente l'appello, diciamo, un richiamo all'appello che la dottoressa Forgiarini ha lanciato giustamente a conclusione del suo intervento. E anche qui si può molto, non nascondiamoci che tutto non si può, perché poi gli interessi contrapposti non sono sempre semplicissimi da gestire. Però il creare un sistema all'interno della documentazione di gara che sia preventivamente, che stabilisca gli strumenti da mettere in campo per reagire agli inadempimenti piccoli o grandi. Quelli piccoli ci saranno inevitabilmente, quelli grandi si spera di no, ma non si sa mai, consente già di avviare con un animo più leggero, se volete, delle esecuzioni contrattuali che sono necessariamente estremamente complesse, sia per natura tecnica, sia anche, e giustamente, per il ritorno che gli utenti finali del servizio si aspettano di avere dall'erogazione di questo servizio. Ne abbiamo parlato nelle nostre linee guida, va da un sistema di controlli anche estremamente pratico, con campionamenti di laboratorio, alla stesura di checklist apposite che possano favorire un controllo puntuale, è fondamentale, all'approntamento dei sistemi di reazione. Le penali sono importantissime, vanno calibrate, ma devono essere usate, e se mi permettete l'espressione un po' colloquiale, devono essere usate senza pietà. Anche perché molti operatori economici la danno per scontata, nel senso, forse mi conviene più la penale che adempiere. Quindi calibrare in maniera il più precisa possibile. Poi si sa, le situazioni mostrano la corda solamente nel momento in cui le vivi, non è che tutto si può prevedere. Però è un passaggio importante, perché una penale fatta male con un importo irrisorio stimola all'inadempimento, perché uno dice: ma piuttosto che dargli questa cosa che mi costa così, ma io mi faccio applicare una penale. Okay? Quindi è una dura lotta, non ce lo nascondiamo, però insomma, come stavamo dicendo prima, è il conflitto che è l'essenza della democrazia, quindi la prendiamo per quello che è. Sì, quindi io mi sentirei di dire che proprio da un punto di vista strettamente amministrativo la gara deve seguire questa linea maestra. Che cosa voglio? E l'amministrativo, chiamiamolo così. Io ovviamente, abbiate pazienza, non userò mai questa dizione in senso spregiativo. Si vede consegnato l'interesse, è in grado di capire come fare a perseguirlo e di approntare con il soggetto
referente gli strumenti per la reazione, perché torno a dire, come giustamente sottolineava la dottoressa Forgiarini, è essenziale che non ci si fermi all'individuazione del soggetto giusto. Il soggetto giusto deve rimanere tale. Tendenzialmente non ha voglia di farlo, perché lo sappiamo tutti, le offerte tecniche si fanno scrivere. Okay. Questo era, se volete, nel complesso quello che abbiamo cercato di dire in questa sezione specifica delle linee guida. Ci sono tante cose che si possono fare. Riceviamo e accogliamo l'interesse che è stato declinato da chi è preposto a capire i mezzi per soddisfare l'interesse, e dopodiché spetta a noi cercare la strada migliore, e cercare la strada migliore per far sì che questo interesse venga tutelato nelle due fasi: la scelta del contraente e l'esecuzione contrattuale, senza dimenticare appunto la centralità del nostro ruolo. Del nostro ruolo come soggetti pubblici, Ripeto, torno veramente anche personalmente a ringraziare dell'occasione che ci è stata data, a me personalmente, di partecipare a questo gruppo di lavoro. Similmente a quanto sta avvenendo in Cook, anche noi siamo in fase di valutazione delle offerte tecniche, dei operatori economici che hanno partecipato al lotto unico di questa gara per la ristorazione di tutti gli enti del servizio sanitario regionale, e devo dire che con molto piacere e anche con molta soddisfazione stiamo usando i criteri di valutazione che erano stati non senza fatica, come diceva Guglielmo da Baskerville, sono stati non senza fatica assemblati, individuati, sentiti, permettetemi di dire sentiti, dal gruppo tecnico. Certo, poi come abbiamo sempre detto, è un canovaccio. Il Servizio Sanitario Regionale ha avuto la necessità di introdurre alcuni elementi peculiari vado veramente a memoria sulla gestione delle colazioni, però il canovaccio è chiaro, ed è questo che a me piace molto di questi criteri di valutazione: l'enucleazione delle aree. Poi io credo che ognuno degli enti interessati a questo tipo di gara d'appalto ci si possa ritrovare, con più o meno semplicità, con tutti gli opportuni accorgimenti per calare quella scheda che non è un diktat nella sua realtà, che magari è molto più piccola, meno complessa. Però secondo me da questo punto di vista, e con questo veramente ringrazio poi gli estensori padri di questo schema di valutazione, è una cosa di cui io mi sento di ringraziare, perché lo sto vedendo diciamo così all'opera proprio in questi giorni. È vero, tutto è perfettibile, lo torno a dire, determinati criteri mostrano la corda solamente nel momento in cui li metti alla prova, e questo è sempre uno stimolo a cercare di fare meglio per il futuro. Però sono esattamente quello che volevano essere, una guida, e io personalmente in questo momento sto parlando come operatore. Non posso che ringraziare le persone che ci si sono materialmente così dedicate. Quindi se volete un pensiero conclusivo da un punto di vista strettamente amministrativo, torno a dire, non parlo della filosofia che sta alla base, perché sicuramente c'è chi lo sa fare in maniera molto più competente e meglio di me. Non sottovalutiamo il ruolo. Il nostro ruolo è realmente strategico per assicurare
l'interesse che si intende perseguire. Non lo sottovalutiamo e non lo viviamo supinamente. Grazie Martina. Grazie, mi è piaciuto sentire nel tuo intervento questo, diciamo, la sequenza che tu e Luciano, in particolare qui adesso do la parola, avete sempre insistito su questo aspetto, cioè partire dal che cosa voglio, no? Da quello che è l'obiettivo alto politico, diciamo pure, che poi trova, deve essere concretizzato in qualche modo, ecco, in quella che è la redazione poi del disciplinare del capitolato. Per cui, ecco, pensate per un sanitario, per un medico come me, confrontarsi con questo tipo di temi, pensate quanto è stato arricchente, devo dire, no? Questo confronto che con Luciano Trevisi io penso che abbia ormai, non so, superato la soglia delle nozze d'argento, Luciano, per cui non lo so, comunque do la parola a Luciano. Sì, buongiorno a tutti. Non so se riuscite a sentirmi. Ti sentiamo benissimo. Ecco, non mi vedete perché non ho la videocamera e non è detto che sia un male, anzi. Ecco, dal comune di Udine, prego. Sarò veramente stringato. Innanzitutto ringrazio anch'io, non è un ringraziamento così formale ma sostanziale il gruppo di lavoro, anche perché ha avuto la bontà di includermi, nonostante io sia un pedifrago della ristorazione. Ormai ho abbandonato da qualche anno un po' la trincea della ristorazione, ma me ne sono occupato più o meno professionalmente per più di un quarto di secolo, quindi insomma è stata un'esperienza utile e interessante. Ha già detto tutto quello che volevo dire Martina, quindi sottoscrivo e mi permetto di rovesciare un po' il tavolo, nel senso che vorrei introdurre alcuni argomenti di carattere generale che riguardano un po' il mondo degli appalti, ma non tangenzialmente la ristorazione scolastica, la ristorazione in generale come ambito delle procedure di procurement. Vi do qualche piccolo dato che può essere utile per inquadrare un po' il sistema e la situazione nella quale ci troviamo. Nel 2018 in Italia avevamo circa 30.000 stazioni appaltanti. E allora a un certo punto qualcuno in Europa dice: ma forse è il caso di provvedere ad accorpare le stazioni appaltanti, perché ovviamente con meno stazioni appaltanti e meno centri di spesa si uniscono i vantaggi delle economie di scala e della possibilità di ottenere, di spuntare in generale prezzi migliori. Soprattutto si può ovviare a quelle criticità che soprattutto in realtà polverizzate come quelle del nostro paese vedono diversi attori, non tutti necessariamente dotati delle medesime competenze, a doversi misurare con appalti che possono avere anche, e hanno spesso, come quelli della ristorazione scolastica, connotazioni di carattere non solo sociologico ma anche psicologico oltre che economico. Allora dicevo, nel 2018 si fa questo censimento delle stazioni appaltanti in Italia, sono 30.000, diamoci da fare per ridurle. Arriviamo a oggi che ne abbiamo 36.000, con 100.000 centri di spesa diversi e ovviamente con tutto quello che questa situazione si porta dietro. Da poco il presidente di ANAC ha diciamo così, sottolineato che questo problema si sta cominciando a risolverlo, ci sono le nuove linee guida sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, è un argomento di non secondaria importanza e nemmeno troppo per iniziati, perché ci riguarda tutti, sia come cittadini, sia come consumatori, sia come fruitori di servizi, e questo è sicuramente una riflessione che anche nell'ambito della ristorazione scolastica avrà il suo impatto.
Secondo aspetto, definizione di protocolli e processi standard anche nell'ambito del procurement generale. Aiuta anche questo tipo di esperienza che abbiamo avuto con le linee guida, ovviamente con tutti i caveat che ci sono per la creazione di questi protocolli e processi standard che non hanno, diciamo così, uno scopo volto a ingabbiare le stazioni appaltanti in uno schema predefinito, ma possono essere un binario e una guida che può condizionare positivamente l'esito finale del nostro processo. Un altro aspetto che mi interessa approfondire, o meglio sul quale vorrei fermarmi 2 secondi, ed è critico, nel senso che noi possiamo approntare tutti gli strumenti che vogliamo, ma se all'interno delle stazioni appaltanti non esistono un team multidisciplinare di gara composto da diverse professionalità, purtroppo si finirà per dover fare le nozze coi fichi secchi, il che in generale in un progetto di erogazione dei servizi è sempre rischioso, perché quello che risparmio in sede di progettazione perdo in sede di realizzazione, dal punto di vista economico, ma perdo anche dal punto di vista di, come posso dire, di feedback che mi arriva dai miei cittadini, e quindi insomma nei limiti del possibile cercare di individuare in sede di progettazione figure multidisciplinari di gara. Adesso non vorrei che si volesse giungere alla individuazione di alcune figure professionalmente inserite all'interno del sistema, ma sicuramente l'individuazione di alcune figure anche temporanee all'interno, in sede di progettazione della gara. Fissarsi piuttosto bene sul passato, nel senso che sarebbe utile prima di progettare, in fase di progettazione, andare a fare un'analisi attenta della spesa relativa all'appalto precedente. L'analisi della spesa non è soltanto un esercizio, no, per capire cosa abbiamo fatto, quanto abbiamo speso per ottenere quello che abbiamo avuto, ma soprattutto in vista della riqualificazione della spesa, visto che utilizziamo comunque risorse pubbliche. Internal audit, ecco, questo è una cosa che mi interessa molto. Mi rendo conto che ci sono dei limiti dimensionali all'interno delle amministrazioni, però sicuramente anche in tema di ristorazione scolastica è importante. E poi altre 2 piccolissime cose, il pre-commercial procurement, che si chiama così con questo termine americano, cioè o anglosassone, cioè dare lo spazio in fase di progettazione a sperimentazioni di nuove partnership pubblico-privato. Anche qui, insomma, soprattutto in tema di ristorazione scolastica, sarebbe opportuno cercare di capire, come giustamente diceva Martina, che cosa vogliamo, ma anche a chi dobbiamo dare che cosa, e quindi sicuramente avere un contatto che è molto difficile, è arduo e anche, come posso dire, spesso amaro con i nostri futuri, diciamo così, utenti. E l'ultimo punto, poi mi taccio, è quello del dibattito pubblico, che non capisco perché in questo curioso paese si fa per grossi progetti architettonici o per progetti di ingegneria, ma non si fa per progetti di servizi alla persona. Quindi anche questo è un tema che i decisori dovrebbero tenere presente, cioè perché no un dibattito pubblico esteso anche a quel range di progettazione di servizi che vanno a impattare molto, diciamo così, sul pubblico. Tutti i servizi alla persona in generale. Quindi ecco, questi sono alcuni punti che vanno un po' oltre al lavoro, diciamo così, sulla legge di gara di cui Martina vi ha parlato,
E sono temi che io lancio sul tavolo perché c'è un variegato gruppo di persone qui che sono insieme a noi e che ci ascoltano e che partecipano a questo incontro, e ognuno magari nell'ambito delle proprie competenze, delle proprie responsabilità può cercare di introdurre questo tipo di argomenti. Il tempo è poco, io mi sono limitato semplicemente a buttare sul tavolo alcuni spunti di riflessione. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro, e se qualcuno vuole io sono comunque ancora qui per un po'. Ma ti ringraziamo per questi tuoi spunti, sempre molto interessanti, che sono, diciamo, avere uno spirito critico e acuto, intelligente come te è stato veramente, anche nel tuo caso, veramente ci ha aperto una serie di orizzonti anche noi che non siamo specificamente di questo mestiere. Per cui grazie Luciano ancora, e della collaborazione precedente, di questo tuo intervento di oggi. E andrei avanti, ci hai permesso anche di recuperare qualche minuto perché insomma siamo un po' in ritardo. Andiamo avanti con Giulio Barocco, il dottor Barocco, che diciamolo, insomma, è stato un po' l'anima di tutto questo progetto, di questo grande sforzo. Giulio è un operatore che da anni cura con attenzione, approfondisce molti aspetti di questo tema, il tema della ristorazione collettiva, visto un po' a 360 gradi, ha una visione di quella che dovrebbe essere così l'erogazione di questo servizio. Naturalmente con un punto di vista, con un taglio sanitario, però insomma va dato atto. Giulio, a te la parte che illustra brevemente, come so che tu sai fare, le aree di qualificazione delle nostre linee guida. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Ovviamente ringrazio anch'io il nostro gruppo di lavoro, ma soprattutto ringrazio Aldo, soprattutto per essere riuscito a coordinarsi e moderarsi per circa 2 anni, perché questo è stato il percorso lungo di questo documento, che in realtà è nato con il precedente piano della prevenzione scritto nel 2013, dove avevamo indicato proprio uno strumento del genere, che era solo un'idea e poi pian piano si è realizzato. Io ho una brevissima presentazione, speriamo di mandarlo in onda, e richiamerò anche alcuni. Allora, vediamo un po', questo qua dovrebbe essere questo. Vediamo se ce la faccio. Si vede qualcosa? Sì, sì. Si vede lo slide grande oppure quella piccola? No, vabbè. Penso sia la grande. Benissimo, grazie. Allora, richiamo il documento dell'OMS che ha mostrato prima Aldo, perché è significativo in quanto è aggiornatissimo, del 2021. Noi come Paese siamo all'interno del terzo passaggio, del terzo steps indicato dall'OMS a livello mondiale, quindi non la regione Europa ma OMS globale, e il nostro documento effettivamente rientra nel passaggio 3, dove effettivamente l'OMS suggerisce in questa fase, cioè dell'applicazione delle policy, di sviluppare strumenti e materiali di supporto alle pubbliche amministrazioni. Ecco, ringrazio particolarmente Federica e Martina, perché la loro relazione è fondamentale in tutto questo, in quanto è una dimostrazione che il lavoro che abbiamo fatto assieme e anche la gran fatica, in qualche modo, magari non in parte al 100%, comunque ha dato un contributo utile. E questa è invece il secondo riferimento, è riferimento al documento del Ministero della Salute uscito a ottobre dello scorso anno, ma in realtà c'erano delle versioni che giravano da 2 anni circa, e quindi noi abbiamo potuto attingere da questo documento per diversi spunti. Il primo spunto, scusate,
Il primo spunto effettivamente è lo sviluppo di queste 8 aree di qualificazione che nel documento sono indicate sinteticamente nell'allegato 8 e noi abbiamo con gran fatica cercato di dare corpo. In questa parte delle linee guida, quindi il capitolo 4 è abbastanza sintetico, descrive in modo quindi generico le 8 aree di qualificazione, ma allo stesso tempo rimanda ad aspetti più specifici in capitoli successivi, cioè praticamente il capitolo 6 con tutti i vari allegati, quindi a modelli, riferimenti, tabelle e link, per poter approfondire gli specifici argomenti che la stazione appaltante vuole sviluppare nella scrittura del documento di gara. Inoltre, lo stesso metodo di collocazione delle aree di qualificazione è stato utilizzato anche per l'organizzazione dei tanti criteri premiali che abbiamo indicato, abbiamo sviluppato assieme e con anche sicuramente, come ricordava Martina, dei momenti di forte criticità reciproca, ma poi dopo abbiamo prodotto un documento che sta in piedi, che è molto utile e di cui siamo tutti molto contenti. Quindi la prima area di qualificazione riguarda le ristrutturazioni, gli ambienti, le attrezzature. Bisogna ricordare che ovviamente questa parte della qualità dovrebbe rientrare in una gara ad hoc oppure in una valutazione separata, perché lo stabilisce chiaramente il codice dei contratti. Comunque sia, abbiamo preferito descrivere anche questa area nell'insieme della qualificazione di questo tipo di servizi, perché ha un ruolo fondamentale, sia per quanto riguarda gli ambienti di produzione, che permettono ad esempio di migliorare gli ambienti di vita e di lavoro degli operatori, e allo stesso tempo anche gli ambienti di consumo del pasto, dove effettivamente le caratteristiche di progettazione, quindi l'acustica, l'illuminazione oppure semplicemente il display, il layout delle attrezzature, dei banchi, eccetera, hanno una funzione abbastanza importante e complessivamente incide sulla gradabilità del pasto. La seconda area riguarda gli approvvigionamenti. Qua ovviamente c'è un richiamo doveroso alle linee guida regionali che Aldo ha già citato, quindi nidi, scuole e residenze per anziani, ma allo stesso tempo anche un inserimento di tutto quello che è descritto nei CAM del 2020 relativi proprio alle materie prime. In questa parte del documento si fa riferimento anche all'elenco georeferenziato dei produttori agroalimentari della regione e che sarà ovviamente espresso e spiegato nella relazione successiva da Andrea Giorgiutti e da Pierpaolo Rovere. Nella parte invece relativa all'impatto ambientale e la sostenibilità, in questo caso abbiamo toccato altri temi, non quelli necessariamente del repertorio merceologico, che rappresenta comunque una cosa importante delle scelte che possono impattare sulle impronte ambientali, le impronte idriche di emissioni di CO2. Qua invece abbiamo toccato due temi leggermente diversi ma significativi. Uno riguarda gli aspetti già comunque sviluppati dal CAM in relazione ai diritti dei lavoratori, soprattutto in alcune filiere sfruttate. La seconda parte invece è collegata ai sistemi di progettazione, quindi i programmi UE relativi alle smart cities and communities e di conseguenza l'impegno sulla sostenibilità dell'uso dell'energia o dell'impatto degli sistemi architettonici, dell'emissione di gas serra o la generazione dei rifiuti da vario livello. Per quanto riguarda invece l'area 4, cioè i processi produttivi, qui richiamiamo dei passaggi delle linee guida, delle linee di indirizzo del Ministero della Salute, recentissimi, che oltre a definire finalmente chiaramente l'unione tra la sicurezza alimentare e nutrizionale, quindi la questione della prevenzione delle tossinfezioni o delle contaminazioni, assieme ad altre tematiche di salute che riguardano invece le malattie croniche non trasmissibili, quindi una visione sistemica della sicurezza alimentare e nutrizionale, come aveva anche già anticipato Aldo. E in questa cornice il Ministero della Salute e anche il nostro documento richiama un atto della Conferenza Stato-Regione del 2016
cioè la valutazione delle criticità nazionali in ambito nutrizionale, e in questo atto vengono ripresi alcuni concetti, ad esempio l'applicazione del metodo del processo NACCP che si abbina quindi al processo HACCP, proprio per tutelare la qualità nutrizionale. Quindi negli allegati, collegato a questa area, viene spiegato come sviluppare questo aspetto della qualità attraverso la cura e l'attenzione dei vari macroprocessi che compongono il ciclo di produzione dei pasti, quindi l'attenzione agli approvvigionamenti, la conservazione, la trasformazione e cottura e poi la somministrazione, anche collegandosi ad altri strumenti che possono essere utilizzati nella stesura del documento di gara e nella valutazione, che sono strumenti relativi al cronoprogramma, all'organizzazione o l'organigramma e al funzionigramma. Per quanto riguarda la qualificazione e formazione del personale, sono due gli ambiti che abbiamo sviluppato e affrontato. Uno riguarda ovviamente le caratteristiche dello staff che l'operatore del settore alimentare propone in sede di gara, quindi il numero, la qualifica, la professionalità che potrebbe essere confrontata nelle varie offerte, quindi riuscire a valutare l'offerta più congruente che ha bisogni dell'ente appaltante, della stazione appaltante, ma anche l'altro aspetto, cioè la parte della formazione, non quella cogente, ma quella invece facoltativa, una formazione diciamo aggiuntiva che può esplorare una serie di aspetti e di tematiche quindi che possono comunque avere una ricaduta positiva sul servizio, e nel gruppo di lavoro abbiamo cercato di selezionare alcune tematiche che abbiamo ritenuto utili per migliorare questo tipo di aspetto del servizio, come gli aspetti nutrizionali, ma anche la componente dietetica, oppure la cultura della sicurezza alimentare, che è un po' diversa e promossa proprio dalla Commissione europea negli ultimi documenti. Per quanto riguarda invece l'area 6, gli standard nutrizionali, qui abbiamo fatto riferimento a documenti OMS, FAO e del Centro Unico di Ricerca, cioè JRC della Commissione europea, su documenti recentissimi che segnalano, sottolineano ancora l'importanza, come se non ci fosse bisogno, comunque l'importanza di preservare alcune molecole bioattive che hanno delle funzioni importanti ovviamente sul nostro sistema, sul nostro organismo. Di conseguenza, oltre quindi a tutelare, tenere in considerazione il merceologico, il menù, la costruzione del menù, le grammature, l'equilibrio di questa componente che è la base del sistema mensa o ristorazione collettiva, come preferiamo chiamarla, ecco, su questa base poi il Ministero della Salute proprio nell'allegato 8 fa un riferimento interessante, perché segnala come sia importante anche monitorare, verificare la qualità e il contenuto dei macronutrienti, dei micronutrienti, ma anche delle sostanze bioattive dei piatti somministrati. Qua segnalo che insomma la nostra azienda sanitaria da 2 anni sta collaborando con l'Università di Trieste per uno studio specifico di monitoraggio rapido, di identificazione rapida di alcuni biomarker che permetteranno quindi di agevolare l'applicazione anche di questo standard. Per quanto riguarda invece la penultima area di qualificazione, la Customer Satisfaction, qui abbiamo individuato una serie significativa di motivazioni che giustificano quindi il monitoraggio attraverso questo tipo di survey. Abbiamo anche riportato negli allegati un modello tipo di survey che va a esplorare diversi aspetti, ma non solo quelli legati alle caratteristiche organolettiche, se piace, se non piace, ma anche ad altri aspetti del servizio, come le modalità di presentazione oppure il comfort, il percepito del vario utente. Ovviamente il modello che abbiamo presentato è adattabile agli adulti, non certamente nella ristorazione scolastica, che necessita invece di altri strumenti più precisi per l'età considerata. Ultima area di qualificazione, ma in realtà questa area è stata esplorata molto attentamente dal Ministero della Salute nel documento citato. In quest'area ci sono diversi aspetti, uno è sottolineato proprio dal Ministero della Salute e già richiamato anche da Aldo, cioè l'importanza, e non solo da Aldo, anche dagli altri relatori, l'importanza di un monitoraggio attento, un monitoraggio, quindi la generazione di un flusso di informazioni che possono
dare un feedback dell'andamento del servizio, ma ovviamente anche del controllo della prestazione. Su questa parte, ad esempio nell'ambito del merceologico, la verifica della rispondenza di quanto offerto oppure della carenza o assenza di alcune referenze può essere anche verificata attraverso altri strumenti, ad esempio la disponibilità degli stessi prodotti nell'ambito del sito internet della Camera di Commercio del Comune di Bologna, della Camera di Commercio di Bologna, un esempio, ecco. Altri elementi che abbiamo inserito in questa area sono ovviamente collegati a un sistema di monitoraggio più avanzato, cioè all'utilizzo di software, realtà già sperimentata nei comuni principali, ma anche nel sistema universitario della Regione Toscana, dove questo sistema di monitoraggio è stato abbinato ad altre funzioni, come ad esempio la misurazione dei consumi medi giornalieri, mensili e settimanali, o insomma dipende un po' dai parametri che permettono poi di dare dei feedback utili ai vari utenti, ovviamente rispettando tutti i requisiti di privacy. Questa è una delle tante applicazioni. Sicuramente il monitoraggio è un punto delicato, è un punto sul quale si possono fare una serie di miglioramenti. Ci sono anche comuni di medie dimensioni che si sono attrezzati con questo tipo di strumenti. Un'altra applicazione è ovviamente la misurazione dello spreco, quindi le motivazioni di generazione dello spreco alimentare e quindi anche l'azione o le azioni di correzione per ridurre e capire quali sono le motivazioni. Ma in quest'area troviamo anche la carta dei servizi, quindi la dichiarazione di quali sono i servizi disponibili, oppure abbiamo sviluppato ha inserito insomma, il ruolo delle commissioni mensa nelle scuole, ma anche ovviamente dei parenti, delle residenze per anziani. Quindi un altro aspetto significativo che abbiamo comunque inserito anche nel piano regionale della prevenzione di quest'anno, dei prossimi anni, è la consapevolezza che le commissioni mensa, per poter svolgere correttamente la loro funzione, dovrebbero avere delle conoscenze sufficienti per osservare i vari criteri. Sicuramente non possono sostituirsi ai controlli degli enti pubblici, ma una commissione ben formata sicuramente può dare dei grandi contributi al sistema di qualificazione. Altri aspetti inseriti sempre in quest'ultima area riguardano invece la comunicazione trasparente di quali sono i contenuti dell'appalto, quali erano le finalità e quindi il coinvolgimento diretto. Difatti questa parte della comunicazione rientra tra i criteri premianti o premiali, e tra questi effettivamente l'esempio del Comune di Roma è significativo perché ha dato moltissimi punti alla parte dedicata proprio alla comunicazione. Ci sono dei limiti perché ovviamente nel Comune di Roma ci sono diversi lotti e quindi ogni lotto potrebbe avere modelli diversi di comunicazione. Sta di fatto che comunque è una parte estremamente importante soprattutto nell'ambito della ristorazione scolastica. Andiamo agli sgoccioli, ho quasi finito la presentazione. Questa è una griglia che abbiamo recuperato, abbiamo adattato sempre dalle linee guida, dalle linee di indirizzo del Ministero della Salute, ed è una griglia che orienta nella valutazione delle macro aree e delle priorità, e i numeri, le cifre che abbiamo indicato, cioè i punteggi espressi in centesimi, sono orientativi ovviamente, ma è sicuramente un aiuto per pesare nel modo più adatto alle esigenze della stazione appaltante, ma tenendo conto di tutte queste variabili, quindi la parte della sicurezza alimentare e nutrizionale, le caratteristiche della gestione del servizio e poi tutti gli aspetti legati allo sviluppo sostenibile, ai risparmi energetici, al Green Public Procurement nel senso dell'acquisto verde, ma anche dell'acquisto sociale. Due carrellate rapide per quanto riguarda i criteri premiali che sono stati anticipati anche da Martina Fichera. Ovviamente questo è un esempio sintetico, sono 43 i criteri premiali che abbiamo collocato nelle 8 aree di qualificazione, quindi gli enti, indipendentemente che sia un asilo nido, una scuola o una mensa aziendale o una residenza per anziani, può estrarre e adattare questi criteri per dare
peso, no? Poi alla fine alla corretta valutazione della qualità richiesta. Quindi velocemente nell'area delle ristrutturazioni potrebbe essere interessante segnalare i locali o gli spazi dedicati alle ditte speciali, quando il numero dei bambini o degli utenti che presenta questo tipo di problematiche è un numero abbastanza importante. Per quanto riguarda le aree di approvvigionamento, come già citato, le specie ittiche fresche è una qualificazione che è già partita diversi anni fa nella Regione Marche, ad esempio, con progetti finanziati dalla Regione Marche, ma anche dal Ministero della Salute, in ambito sia di scuole, ma anche di residenze per anziani e strutture sanitarie. Per quanto riguarda l'area impatto ambientale e sostenibilità, ci sono diverse opzioni, gran parte sono comunque recuperate e declinate dai criteri ambientali minimi. Altro gruppo, ed è l'ultimo gruppo, insomma, dei criteri premiali, merita segnalare ad esempio i calendari di approvvigionamento oppure le soluzioni organizzative per l'applicazione dell'NACCP. Inoltre, nell'area 5, relativa alla qualificazione e alla formazione del personale, elementi che premino, ad esempio, il benessere organizzativo, perché un benessere organizzativo ovviamente permette di erogare una prestazione di qualità superiore, oppure il piano della formazione che deve essere coerente, valutabile e soprattutto che abbia senso. L'area degli standard nutrizionali, quindi un progetto alimentare specifico, ma ancora più interessante è l'offerta di frutta fresca come elemento qualitativo aggiunto. Oppure l'area 7, il customer satisfaction, quindi un sistema di monitoraggio efficace che tenga conto delle variabili indispensabili che permettano poi di fare emergere le criticità, ma anche di misurare le azioni correttive e misurare quindi il miglioramento. E l'ultima area che è la più importante, a mio avviso, che raccoglie un po' tutto quello che è stato descritto nelle aree precedenti, quindi i sistemi di monitoraggio che dovrebbero essere implementati per facilitare i controlli, ma anche per garantire equità nella gestione dei vari servizi, dei vari appalti. E poi anche, come accennavo prima, i piani di comunicazione che coinvolgono quindi direttamente e indirettamente i vari utenti. Ultime sono questi esempi di modelli che possono essere adattati e sono modelli che possono essere utilizzati in sede di gara proprio per facilitare il confronto in fase di valutazione, quindi modelli relativi all'offerta. Questo è un organigramma, credo, un funzionigramma, mi confondo, oppure un altro modello che aiuta a esprimere l'offerta merceologica non solo in termini percentuali ma anche in termini quantitativi, che è un punto estremamente complicato da misurare ma estremamente importante anche per ovviamente dare senso a tutto il lavoro che abbiamo svolto e che è stato descritto dai relatori precedenti. Chiudo con questa carrellata di raccomandazioni presenti nell'allegato 1 di questo documento OMS, dove l'OMS effettivamente suggerisce ai gruppi di lavoro tutta una serie di azioni, e tra queste le due più interessanti dal mio punto di vista sono proprio supportare il monitoraggio regolare delle conformità, e non delle non conformità ma delle conformità, e condividere le migliori pratiche. E sicuramente questa occasione, come altre, spero, rappresentano dei momenti di condivisione e di diffusione di una visione che sia conosciuta nei termini di valutazione e anche di misurazione. Ecco, io chiuderei qua, ringrazio per l'attenzione e lascio la parola ad Aldo. Grazie Giulio, sempre attento e costantemente presente su temi che mi fa piacere che tu abbia anticipato. Noi declineremo in alcune azioni del piano regionale della prevenzione e continueremo quindi a sviluppare questo orientamento. E andrei subito a cedere la parola
all'ultimo intervento della giornata fatto dal dottor Giorgiutti e dal dottor Rovere sulla piattaforma regionale georeferenziata delle imprese agricole e agroalimentari. Penso sia un intervento interessante e innovativo, per cui a voi la parola. Sì, buongiorno a tutti, interessanti anche tutti gli interventi precedenti. Cercherò di essere breve per guadagnare un po' il tempo che abbiamo accumulato in ritardo. Adesso provo a condividere. Ecco, non so se vedete la presentazione. Si vede? Sì. Allora, linee guida della regione, un po' di numeri. Nella nostra regione circa un residente su 10 utilizza i servizi della ristorazione collettiva. Quindi vengono serviti 130.000 pasti al giorno, 60% nella ristorazione scolastica. Questi numeri ovviamente sono ospedali esclusi. Gran parte della ristorazione collettiva, come è stato detto nel corso dei vari interventi, scolastica e assistenziale, è garantita dalle pubbliche amministrazioni con la gestione diretta o esternalizzata. Se riesco, ecco qua. Il decreto 10 marzo 2020, che abbiamo già sentito, criteri ambientali minimi, parla delle definizioni interessanti di quelle che sono il chilometro zero e la filiera corta, valorizzando quindi anche i panieri di prossimità. Una cosa che interessa ovviamente noi come direzione, come assessorato alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, e siamo stati contenti di essere stati coinvolti per collaborare alla costituzione di questa piattaforma regionale georeferenziata. Ringrazio molto ovviamente il dottor Giulio Barocco, che è veramente instancabile e è stato sempre molto propositivo e collaborativo e ci ha aiutati anche nello svolgere il nostro compito. Quindi abbiamo visto che nelle fasi preliminari di stesura dei documenti di gara l'ente deve verificare la disponibilità dei prodotti agroalimentari di prossimità che vorrebbe impiegare per la produzione dei pasti. Successivamente è anche tenuto a richiedere ai concorrenti in sede di gara l'elenco dei fornitori e produttori di materie prime e la dichiarazione con la quale si impegnano a fornire le specifiche derrate alimentari per tutta la durata dell'appalto. Durante l'esecuzione, poi nella fase successiva, l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario deve anche informare puntualmente l'ente di ogni eventuale variazione successiva, in modo da consentire anche la verifica tempestiva della disponibilità sul mercato delle referenze merceologiche che aveva dichiarato in sede di gara. Quindi qual è la criticità principale che emerge? Una delle criticità principali che emergono, che sono citate anche nelle linee guida. Spesso è emerso il tema della reale e non reale disponibilità sul mercato dei prodotti richiesti. Reale e non reale è una considerazione mia, perché a volte veramente manca il prodotto, a volte magari non c'è la possibilità di ricercarlo, a volte non c'è la consapevolezza di quanto prodotto e di quanta disponibilità c'è sul mercato. E da qui è nata proprio l'esigenza di creare una banca dati delle aziende della nostra regione, delle aziende agricole, dei produttori e dei trasformatori, che mettono a disposizione in tempo reale, iscrivendosi, il prodotto per la ristorazione collettiva. Andando al punto 4.2 delle linee guida, in questa parte vengono definite proprio nel dettaglio le qualificazioni che possono essere richieste in modo esplicito, come indicato dai CAM del Ministero della Transizione Ecologica. Questo ovviamente è già stato esplicitato bene dal dottor Barocco e anche da chi mi ha preceduto, dagli altri. Qui c'è un breve estratto proprio del punto 4.2, quindi la qualificazione delle referenze è definita dalle certificazioni di prodotto biologico, dalle DOP, dalle IGP, dal Sistema Nazionale di Produzione Integrata, l'SQNP, dai sistemi di qualità regionali, ad esempio il marchio Acqua, che è un marchio regionale, e poi abbiamo l'indicazione prodotto di montagna, l'agricoltura sociale, il commercio equo e solidale, eccetera, eccetera. Sempre
al punto 4.2 è riportato che, come indicato dai CAM, le diverse referenze potranno essere ulteriormente valorizzate con peso diverso nella componente premiante del capitolato, come ha spiegato bene prima Giulio, e sono indicati anche i prodotti agroalimentari a chilometro zero e a filiera corta, con diverse definizioni e riferimenti normativi. Questa scelta può avere diverse ricadute sinergiche sull'economia circolare del territorio e sui percorsi di educazione alimentare e ambientale. E quindi, al fine di attivare questo processo circolare, di agevolare gli enti pubblici della Regione nella progettazione delle gare per l'affidamento dei servizi della ristorazione collettiva, l'amministrazione regionale promuove la realizzazione e l'aggiornamento di elenchi georeferenziati delle imprese agricole e agroalimentari con sede operativa in Regione. Ovviamente il nostro interesse, tra virgolette di parte, ma che non è di parte, è, appunto, visti anche i numeri che ci sono, poter dare un valore aggiunto alle imprese del territorio. Quindi è sempre un valore di parte, tra virgolette, in realtà è un valore collettivo, perché siamo tutti più contenti se le tasse che paghiamo hanno anche una ricaduta sul territorio, sul nostro territorio, sui nostri produttori. Quindi, per promuovere concretamente l'introduzione di prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità nella filiera della ristorazione collettiva regionale e per agevolare gli enti pubblici gestori di questi servizi, sia in fase di predisposizione dei bandi di gara che nelle fasi di controllo successive, è pertanto risultato strategico istituire questo elenco georeferenziato dei produttori agroalimentari della Regione. Quindi noi abbiamo predisposto, su richiesta dei colleghi della Sanità, una norma per dare ufficialità a questa banca dati, non potendola gestire noi come uffici regionali direttamente. Quindi l'anno scorso, con la legge regionale 6 agosto 2021, l'assestamento di bilancio, la legge 13 del 6 agosto 2021, è stato inserito l'articolo 3, l'articolo che di solito riguarda il nostro assessorato, la direzione risorse agroalimentari. Questo articolo, quindi al comma 75, la norma prevede che al fine di agevolare gli enti pubblici della Regione nella progettazione delle gare per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, il soggetto individuato dall'articolo 15,2 della legge 20 febbraio 2015 numero 3, cioè Rilancio Impresa FVG, per sviluppare le potenzialità dei cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia, può istituire e aggiornare gli elenchi georeferenziati delle imprese agricole e agroalimentari con sede operativa in Regione e delle imprese che commercializzano prodotti agricoli e agroalimentari che, anche ai fini del rispetto dei criteri premiali previsti dai CAM per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di idrato alimentare, soddisfano requisiti attinenti in particolare, questa parte, la produzione a chilometro zero e a filiera corta, cioè l'interesse preminente, insomma, alla produzione di prodotti, eccetera, eccetera. Però la parte centrale è quella più importante. Ovviamente tutto questo va a vantaggio anche della sostenibilità ambientale. La filiera corta va di pari passo con la sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale ed economica, per quello che ho detto un attimo fa. Chi è questo soggetto gestore dei cluster dell'agroalimentare? Soggetto individuato dalla Rilancio Impresa. Quando abbiamo fatto la norma ad agosto dell'anno scorso, fase preparatoria, questo compito era affidato ad AgriFood FVG, che è il soggetto gestore dei cluster dell'agroalimentare regionale. Dal 1° gennaio di quest'anno le competenze sono passate alla Fondazione AgriFood Bioeconomy Friuli Venezia Giulia. Quindi dal 1° gennaio tutte le funzioni che erano previste in svolgimento ad AgriFood FVG sono passate alla Fondazione. Fondazione che è stata creata dalla Regione come socio fondatore insieme alle 11 banche del territorio. Quindi proprio a voler dare enfasi a questo legame territoriale. Quindi la banca dati prevista dalla norma, che adesso illustrerà nel dettaglio il dottor Rovere, è gestita dalla Fondazione. All'interno ci sono varie imprese, sia a marchio Io sono Friuli Venezia Giulia che non. Ovviamente quella a marchio Io sono Friuli Venezia Giulia non è che sono più brave degli altri, però hanno un controllo in più da parte nostra, perché chi vuole accreditarsi e avere il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia è sottoposto a dei controlli e anche a un comitato tecnico
che dà una certa garanzia perché è composto dagli enti pubblici, cioè dalla nostra direzione, dalla direzione sanità, c'è dentro anche il dottor Barocco, il dottor Poli, dalle camere di commercio e dalle università regionali e dall'istituto zooprofilatico delle Venezie. Quindi ogni impresa che chiede di fregiarsi del marchio ha un controllo dei requisiti che va a dichiarare, quindi requisiti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e poi c'è un controllo sui prodotti che queste imprese, sui lotti di prodotto che queste imprese intendono marchiare. Quindi anche un controllo sulla tracciabilità e sull'origine del prodotto o dei componenti del prodotto agroalimentare che si vuole marchiare. Quindi direi che posso passare la parola al dottor Rovere. Questo era il cappello introduttivo per quanto riguarda la norma che abbiamo fatto in collaborazione con i colleghi della sanità per dare ufficialità a questa banca dati che speriamo già molte aziende, come ci dirà il dottor Rovere, sono iscritte e speriamo si ampi sempre di più brevemente, proprio per dare una risposta anche alle amministrazioni pubbliche che bandiscono le gare per la ristorazione collettiva. Grazie. Cos'è la piattaforma? Intanto ringrazio il dottor Giorgiutti per la presentazione. La piattaforma oggi è gestita da Fondazione AgriFood and Bioeconomy FVG con il contributo di AgriFood FVG, l'ex cluster agroalimentare, diciamo che oggi è passato sotto la fondazione. Innanzitutto, da dove nasce questo discorso? Nasce dal fatto che nell'attività di clustering noi disponiamo di un'inquadratura di tutte le imprese presenti sul nostro territorio, di buona parte di queste, specialmente di quelle che trasformano e producono alimenti. Abbiamo sia, diciamo così, le schede relative alle imprese agricole che a quelle agroalimentari. E questa piattaforma era la piattaforma base su cui venivano raccolte tutte le informazioni del cluster agroalimentare. Ed è la piattaforma sulla quale è stato costruito anche il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, che avete visto comparire ormai in buona parte della comunicazione da parte della Regione. Quindi questo materiale era un materiale che era già presente e già disponibile. Le schede di cui stiamo parlando sono delle schede che qualificano le imprese. Qua ve ne ho portata una ad esempio, dove praticamente l'impresa autonomamente può costruire la propria scheda, hanno tutti un formato analogo e può esporre sia i propri riferimenti che le proprie attività, che i propri punti di forza, che i propri prodotti. Quindi fondamentalmente è nella pratica una vetrina delle imprese della nostra regione con i relativi prodotti. È da qui che poi, come dicevo, è partito il concetto del marchio Io sono Friuli Venezia Giulia. Oggi come oggi noi abbiamo circa 604 imprese registrate sul portale, qui vi ho riassunto un po' i numeri. Di queste 604 imprese, 220 sono quelle che hanno il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia. Come vedete è una piattaforma ben più ampia di quella che è connessa al marchio, e 271 sono anche punti vendita, quindi noi andiamo a identificare anche alcuni dei punti di distribuzione degli alimenti. Per farvi un esempio, la maggior parte dei supermercati Despar e Coop sono inseriti nella piattaforma. Oggi come oggi abbiamo 478 articoli che hanno il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia di queste 220 imprese, ma allo stesso tempo abbiamo circa 1777 referenze che riguardano invece tutte le altre imprese. Quindi abbiamo 1777 schede prodotto che le imprese hanno caricato individuando e diciamo mappando, se possiamo così dire, le proprie produzioni. Partendo da questo, noi abbiamo sviluppato, come dicevo, il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, che come obiettivo aveva quello di portare una consapevolezza da parte del consumatore nel proprio acquisto, cioè di chi sto acquistando il prodotto, come si impegna quell'impresa nella sostenibilità. E diciamo così, quando la direzione agricoltura ci ha proposto di sviluppare l'analogo per quanto riguarda la ristorazione collettiva, abbiamo potuto far frutto di tutto quanto questo che vi ho brevemente spiegato. Quali erano i criteri che si volevano portare dentro la piattaforma? È una piattaforma attiva unica nel suo genere. Vi dico già che molte altre regioni ci hanno chiesto come abbiamo fatto a realizzare questa cosa,
e secondo me la chiave vincente è stato il fatto che la piattaforma è fruibile alle imprese direttamente, quindi noi manteniamo un controllo su quanto le imprese inseriscono, ma sono le imprese stesse che gestiscono il proprio profilo sulla piattaforma. E l'altra cosa che abbiamo dovuto sviluppare era un accesso che permettesse di entrare e vedere queste schede di produzione, che avesse però un accreditamento, per cui è stato sviluppato un meccanismo di accesso che adesso non sto a spiegarvi perché insomma andiamo un po' per le lunghe, comunque consente a una platea di soggetti autorizzati di poter avere un accredito per andare a vedere esattamente tutte le schede di prodotto. Per cui la scheda di prodotto che un comune cittadino può vedere è solo parziale, mentre quella che vedono, diciamo così, i soggetti referenziati è ben più articolata. Indicativamente gli accessi sono stati previsti per la pubblica amministrazione, quindi per i soggetti che sono responsabili delle gare, per i fornitori di servizi, cioè per i soggetti che vanno a concorrere per quelle gare per poter individuare eventuali fornitori, ma anche per i comitati mensa. Qui per rispondere a quella domanda che si è fatto giustamente il dottor Giorgiutti prima, ma questi prodotti effettivamente ci sono o non ci sono? E se ci sono, quanti ragionevolmente ce ne sono? Quindi non andiamo a inserire referenze che non sono poi disponibili o allo stesso modo non andiamo a ignorare referenze che in realtà sono disponibili. E ovviamente la piattaforma è accessibile anche alle aziende stesse, perché anche loro stanno sfruttando questa piattaforma, e questo ve lo dico chiaramente, per sviluppare accordi di rete e di fornitura. Quindi è una piattaforma che sta dimostrando una sua potenzialità ed è questo il motivo per cui tutte le imprese che sono entrate nella piattaforma la stanno utilizzando. Questo è il sistema di ricerca, quindi l'interfaccia che vedranno poi gli utilizzatori, e come vedete è stata costruita sulla base delle indicazioni che sono presenti nelle, nelle qualifiche che si sono state fino a qua presentate, in buona parte delle qualifiche che sono state fino a qua presentate, e permettono di filtrare proprio queste schede prodotto in funzione di queste. Abbiamo tenuto conto della localizzazione, abbiamo tenuto conto delle categorie merceologiche grazie al grosso lavoro fatto col dottor Barocco, e poi abbiamo inserito una serie di filtri o di cosiddetti tag che permettono di andare ulteriormente a qualificare il prodotto qualora si voglia rispondere anche a quelle certificazioni individuate appunto dal CAM come elementi premianti. Questa maschera, una volta diciamo così completata, cosa permette di ottenere? Permette di ottenere un elenco di referenze. Qua ve ne ho portate alcune per esempio, dove compaiono delle schede di prodotto con i relativi riferimenti ovviamente alla scheda generale caricata sulla piattaforma, nonché a tutti i riferimenti aziendali, quindi quali sono i riferimenti che l'azienda ha inserito in fase di compilazione della propria scheda, quindi sito internet, se hanno un e-commerce ad esempio, se hanno una casella email, se hanno dei social, ma allo stesso tempo fornisce un'informazione molto più interessante che è la distanza rispetto al punto di fornitura che io ho inserito nella maschera filtro e tutti i tag, quindi le qualifiche che sono state inserite nella fase di compilazione della scheda. Qua vedete poi indicata anche la stagionalità, quindi quando sono disponibili questi prodotti, quanti ce ne sono, cioè qual è il materiale, la quantità disponibile e in che pezzatura, la distanza, l'ho già detto, i contatti e la taggatura. In ultimo, cliccando semplicemente sul pulsante verde, si può ottenere la partenza di una richiesta di preventivo, ovvero sia c'è la possibilità per il consultante di rivolgersi direttamente all'impresa e qui parte un'email che va direttamente al soggetto che l'impresa ha identificato come contatto per questo tipo di attività, quindi non stiamo parlando della generica info, per capirci, dove si può richiedere, diciamo, l'espressione della disponibilità di materiale per le forniture, espresse in quantità e frequenza di consegna, formati richiesti, comune dove si sta parlando dell'appalto e anche luogo di consegna, perché sappiamo benissimo che le due cose potrebbero anche non coincidere. Inoltre aggiungo che il sistema ha anche un percorso di tracciabilità interna, per cui qualora io selezioni 4-5 fornitori per un item e gli invio la richiesta
diciamo così, preventivo, cosiddetta, quindi di possibile fornitura, e questi magari non mi rispondono, il sistema tiene traccia del fatto che le richieste siano effettivamente partite. Questo anche a tutela dei soggetti che stanno ricercando i prodotti e quindi dell'altro problema, quello segnalato sempre dal dottor Giorgiutti, ovvero che molti prodotti si dicono disponibili, ma poi in realtà i produttori non li mettono a disposizione. Ecco, io mi fermerei qua. Spero di avervi illustrato abbastanza velocemente e abbastanza compiutamente quali sono, diciamo così, le funzionalità che sono state introdotte nella piattaforma. Come vi dico, ormai la piattaforma è popolata da un numero consistente sia di referenze che di imprese, e se c'è qualunque altra esigenza noi comunque rimaniamo a disposizione di chi voglia utilizzarla per fornire ovviamente gli accessi e anche per eventualmente sviluppare un'azione di coaching per i primi utilizzi qualora ci siano delle difficoltà. Io avrei concluso e passo di nuovo la linea alla regia a questo punto. Sì, allora mi pare che non mi vedete, no? Ma comunque, come ho detto prima, almeno io non mi vedo, qui mi sentite comunque? Ok. Come ha detto prima Luciano Trevisi, insomma, non è detto che questo sia uno svantaggio. Allora, abbiamo sforato, ma io credo che sforare in questo caso fosse quasi obbligatorio. C'è talmente tanto da parlare, tanto da confrontarsi. Abbiamo parlato di cibo, di ambiente, di salute, di sostenibilità, di fragilità, di responsabilità sociale, ma anche di responsabilità tout court dell'impresa e della pubblica amministrazione, no? Quindi di valorizzazione del territorio e di contrasto alle diseguaglianze. C'è tutto all'interno di questo tema enorme e assolutamente strategico della ristorazione collettiva. E quindi nella complessità di questo argomento trova ragione la complessità del lavoro che abbiamo svolto, ma direi la complessità del lavoro che c'è da fare, del vostro e nostro lavoro ancora da fare. E su questo, che è un lavoro da fare, diciamo, d'ora in poi, e a chi è intervenuto oggi, non so se Manlio forse voleva aggiungere qualcosa prima di questa conclusione, però non lo vedo, almeno mi pare che è sua quella sedia vuota lì. Come possiamo concludere? Vi invitiamo a leggere, a commentare, ad approfondire i temi con noi. Noi restiamo a supporto perché come servizi Generali, come vi dicevo, abbiamo una linea di lavoro prevista, un'azione prevista proprio di supporto, ma lo è già da qualche anno nei piani regionali della prevenzione, a supporto degli enti appaltanti della ristorazione collettiva. Per cui noi ci siamo, sappiamo che il lavoro è difficile, sappiamo che però io credo che sia questo veramente sia una base di partenza in qualche modo, ecco Manlio, sia una base di partenza, ecco, per arrivare a supportare la qualità di quello che viene erogato in ultima analisi a tutti noi, ai nostri figli, ai nostri anziani e via dicendo, insomma, per cui credo che c'è tantissimo, questo è un punto di partenza, penso sia un punto di partenza qualificato, è un punto di partenza che mi auguro sia apprezzato e poi che la strada sia in qualche modo segnata. Grazie anche per quest'ultima, devo dire, proprio innovativa. Sono convinto che ci sia una certa, come dire, un certo fermento attorno a questo lavoro che è stato fatto e che ci è stato presentato dal dottor Rovere e dal dottor Giorgiutti. E quindi, Manlio, se volevi dire tu qualcosa, io avrei anche concluso. Eccomi, sì, mi sentite?
Bene. Sì, sì, sì. No, io dico, è stata una giornata molto bella, impegnativa, tant'è che approfitto per chiedere agli organizzatori, viste le richieste che sono state fatte in chat, di mettere online sia le slide che vabbè, la registrazione avevamo già deciso prima questa mattina, perché ci sono state tantissime richieste anche delle slide. Con questo io veramente vi ringrazio di cuore per tutto il lavoro fatto tutti, indistintamente, e vi saluto tutti quanti i partecipanti. Grazie. Bene. Un saluto a tutti allora, grazie Manlio e grazie a tutti voi.